occasioni speciali con noi. Il prestigio e la flessibilità della struttura permettono di rispondere a tutte le esigenze del tuo evento. Compleanni, anniversari, lauree, feste private, convegni, eventi musicali e ricorrenze in genere. Nulla verrà trascurato. Cureremo per te ogni dettaglio. Estate Avolese 2017. Un ricco calendario di eventi fino al prossimo 24 settembre. Tra sbandieratori, spettacoli, gruppi live, arte e cultura, artisti di strada e tipiche degustazioni. Un palinsesto ricco di eventi per un'estate indimenticabile. Il programma dettagliato è disponibile sul sito del Comune di Avola. Va bene. Sto bene così, questa è la posizione Alla giusta, grande, sì? alla grande, è così che sono preciso. Vabbè, ci siamo, vero? Lì c'è la sigla, vero? Ma non guardare perché sei in ritardo. Poi tu mi fai segnare cosa fare. Eccoci qua, in diretta dal Palace Hotel di Siracusa e iniziamo questa bella chiacchierata perché noi siamo uomini del popolo, amici del popolo, semplici, non siamo come gli altri partiti. Lei però mi può dire, ma perché mi stai dicendo noi, io faccio parte di voi? No, mi sento già onorato di intervistarlo. Lei è molto gentile. Perché quando io ho detto abbiamo mandato lo spot di questa bellissima diretta, la gente lo sa perché mi ha parlato molto bene di lei quando lei cos'era? Segretario della Regione Sicilia nei tempi di Nicolosi? Sì, sono stato con Nicolosi, capo di gabinetto di Nicolosi, e poi ancora sono stato segretario della Giunta di Mattarella, poi direttore generale per una decina d'anni. Quindi chi meglio di lei può conoscere tutto il meccanismo della Regione? Ecco, a questo punto mi fa piacere intervistarlo perché giustamente lei ci deve dire, la prima domanda che le faccio è questa qua, ma perché un elettore dovrebbe votare noi siciliani? Qual è il motivo? Io le ribalterei la domanda, perché non votare noi siciliani? Le dico il vero motivo è questo, perché noi abbiamo chiaro che senza l'esercizio e l'applicazione piena del nostro statuto autonomista, i siciliani non hanno un futuro, perché in questo momento il nostro futuro è nelle mani di chi ci governa, ma ci governa in nome e per conto di interessi che non sono siciliani. Noi vogliamo rappresentare gli interessi dei siciliani e vogliamo che i siciliani se ne rendano conto e ci votino. Allora, vogliamo spiegare, cioè questo, come diceva un suo amico Erasmo Vecchio, come se ci fosse un ombrello, noi siciliani, e sotto questo ombrello ci fanno parte altri movimenti. Chi è che sostiene anche noi siciliani, gli altri partiti o movimenti? E allora noi abbiamo un movimento molto forte radicato ad Agrigento, che è Forza del Popolo, che è guidato dall'avvocato Musso, che sarà il nostro vicepresidente. Poi con noi ci sono i Noi Mediterranei, l'ala siciliana, che è guidata da Beppe Di Santis, e poi il nucleo forte di Noi Siciliani, che è quello guidato da Erasmo Vecchio.
Questi insieme hanno costituito questo raggruppamento che si presenta all'elezione con grande fiducia e con grande speranza. Io ho scritto l'imperativo che si propone Busalacchi è quello di liberare la Sicilia dai governi fantocci imposti da Roma. Ma si può questa bellissima novità, si può? Sì, io credo che si può, perché basta che noi riusciamo a spiegare, e lo stiamo facendo e ci stiamo riuscendo, che i governi nazionali eleggono e fanno eleggere qui in Sicilia rappresentanze siciliane allo scopo di tenerci in una condizione di sudditanza, così come era la Sicilia fin da quando è stata occupata dai piemontesi. Se riusciamo a dimostrare questo e riusciamo a sgombrare il rapporto e chiudere il rapporto, interrompere il rapporto tra la politica regionale, che è suddita di Roma, e l'elettorato e la Sicilia, noi lanceremo in pieno le potenzialità del nostro statuto, che è ricchezza, come è ricchezza lo statuto per esempio per il Trentino Alto Adige. E non è un caso che la regione del Trentino Alto Adige, che è la prima in ricchezza e in prosperità, abbia lo stesso statuto nostro, che siamo gli ultimi. Quindi non è un problema di documenti, di atti, è un problema di uomini. Questi uomini hanno tradito la Sicilia e continuano a fare un lavoro per gli interessi non siciliani. Governatore, io lo chiamo governatore, come può sapere che questa bella notizia gli sto dando? Io le dico, intanto la denominazione di governatore, che è usata così comunemente, è qualcosa di inferiore rispetto alla presidenza regionale, come si chiama nel nostro statuto. Il governatore è qualcuno, e noi ne abbiamo avuti tanti, tra i quali il famoso Verre, governatore romano, che si approvò di tutte le richieste dei siciliani che furono difesi da Cicerone. Quindi la parola governatore associata alla mia persona io preferirei evitarla. La ringrazio se lei vorrà seguire. L'ho detto solamente per un augurio. No, io accetto l'augurio ma non l'appellativo. Scusa, io mi lasci dire, mi sto quasi incazzando, perché lo dico con tutto il cuore, ma non per lei. Sono venuto dalle ferie dal Brennero, nel Trentino, ma può essere, dico, che il Trentino con l'economia ha prodotto ricchezza, mentre in Sicilia non fa niente? Ma come si può fare per evitare tutto questo, questa bellissima disperazione che siamo qua in Sicilia? Cosa possiamo fare? Cosa ci consiglia, caro Busalacchi? Il consiglio, che invece più che un consiglio, come dire, è un obiettivo politico. Che siamo meno del Trentino noi. Infatti cioè il fatto che noi abbiamo una condizione di sudditanza che è storica e che nessuno ha voluto cambiare perché conviene agli interessi del nord, quella di tenerci sudditi, perché tenendoci sudditi ci tiene, come dire, alla sua disposizione. Noi dobbiamo nobilitare questo Stato e passare da sudditi a protagonisti della nostra politica, ed evitare che il nord, e il centro, e gli altri interessi che hanno, come dire, elaborato questa politica di sudditanza nei nostri confronti, continui in questo modo. Per esempio con delle conseguenze anche quelle che apparentemente non sembrano conseguenze dirette. L'altro giorno, lo dicevo poco fa, io sono stato nel mio giro elettorale nel Messinese, a Ganzirri, che è una spiaggia bellissima, un mare bellissimo, perché la spiaggia appena si va indietro sulla battigia è coperta di detriti e rifiuti. La domanda è: chi ha causato tutto questo? La risposta più normale è il Messina Ambiente, che non interviene. No, la risposta è: la radice è ancora più lontana, ed è nel fatto che le stazioni climatiche balneari del nord sono, come dire, destinatarie di interventi e di attenzioni che tengono noi in una condizione di sudditanza. Le faccio l'esempio più classico che tutti possono capire. Perché non si è mai fatto il casino di Taormina? È ovvio, perché non lo vogliono né in Venezia, né il casino di Sanremo, né il casino di Campione. È una concorrenza che loro, che già ce l'hanno, vogliono che venga evitata in Sicilia. Il turismo in Sicilia, se parte, e parte veramente, è la rovina per il resto d'Italia. È giusto? E allora tutti lavorano, e i nostri politici vengono, come dire, pagati, tra virgolette, per questo, per impedire che la Sicilia diventi il centro del mondo da questo punto di vista. Noi potremmo essere in proporzione come l'Islanda, che ha 300.000 abitanti e ogni anno 1 milione di visite. Si immagina 5 milioni di abitanti moltiplicato per 5. Affonderemmo dal divertimento. Bravissimo, chiarissimo, e come si dice, la parola spiegato tutto con tesa, proprio per farlo capire un pochettino e darglielo a mangiare col cucchiaino. Però, per concludere,
perché avete scelto Siracusa? Ma cos'è, l'inizio di questa campagna elettorale oppure è una convention, diciamo così? Intanto Siracusa è un simbolo importante. Avrei voluto farlo il 23 settembre perché ma sarebbe stato troppo tardi rispetto alla campagna, perché Siracusa è, come dire, la culla della nostra civiltà. Io non vedo nessuna differenza tra Siracusa e Atene, tra queste due grandissime città che hanno fatto la storia del mondo. E i siracusani sono stati, come dire, gli antesignani di quello che dovremmo essere tutti i siciliani. Quando i cartaginesi invasero gli Agrigentini e fecero guerra agli Agrigentini, Gelone di Siracusa venne in soccorso del tiranno di Agrigento, salvando la civiltà greca. E non a caso il 23 settembre del 480 a.C. è una data storica per due motivi: perché si fossero due battaglie di civiltà dell'Occidente contro l'Oriente, la battaglia di Imera, dove i siracusani e gli agrigentini vinsero contro i cartaginesi, e la battaglia di Salamina, dove i greci vinsero contro i persiani. Questa è storia e io alla storia ci tengo, e soprattutto perché io la considero una grande maestra di vita. È sembrato, e sotto gli occhi di tutti, che i politici nostrani si sono lasciati corrompere e non hanno applicato lo statuto. Come possiamo invertire questa tendenza, Busalacchi? Cambiando i politici. È la cosa più elementare, che è anche la più difficile, per carità, perché questi politici hanno una grande capacità di presa in due modi: il primo attraverso il voto di scambio, il secondo attraverso l'inoculazione del disgusto. Questa inoculazione del disgusto fa sì che le persone disgustate non vadano a votare, ma non andando a votare li lasciano dove sono, non fanno nulla per cambiare le cose. Allora noi stiamo cercando di fare capire che chi se ne sta a casa è complice, è colpevole al pari di quelli che li votano, e questo è un messaggio molto importante che noi vogliamo dare. Grazie Busalacchi, complimenti, e speriamo che quell'augurio che gli ho fatto prima si possa avverare. Noi adesso passiamo la linea adesso al nostro amico Beppe Anni, che mi pare che si è premurato a intervistare qualcun altro. Ti passo il microfono. Sì, va bene. Allora, adesso a Beppe De Santis, che intervistiamo a Beppe De Santis, che è il leader di Noi Mediterranei, va bene? Ed è uno dei coordinatori qui del movimento qui di Noi Siciliani con il suo Noi Mediterranei. Ebbene, la disoccupazione in Sicilia è notevole, siamo al 35% dei lavoratori. Ecco, qual è il suo programma per invertire questa tendenza che la disoccupazione è grave in Sicilia? Sì, intanto sugli stessi dati. Oggi lo stesso Istat a volte considera occupato un lavoratore che fa diciamo un voucher alla settimana, quindi molti di quelli che risultano occupati sono dati diciamo così, non acquisibili in quanto tali, quindi in realtà i disoccupati, i precari disperati e i poveri, incrociando l'esperienza e tutti i dati dalla Banca d'Italia, sono purtroppo quasi un paio di milioni. Chiaro? Siamo dentro una situazione esplosiva, per cui il punto centrale della nostra fatica, del nostro lavoro, è il lavoro prima di tutto. Quindi noi proponiamo una terapia d'urto, diciamo senza guardare in faccia nessuno, per produrre almeno 200.000 posti di lavoro veri, non il voucher settimanale una volta alla settimana, a tempo indeterminato, come si dice, perché se no siamo nei guai, ci può la guerra civile, la disperazione, diciamo usando tutte le risorse pubbliche possibili. Quindi stiamo parlando di un'operazione keynesiana, non chiacchiere, deve intervenire la mano pubblica, quindi un piano straordinario come quello di De Vittoria negli anni 50, stiamo parlando di questo, quindi stiamo parlando anche da specialisti di queste cose, nei 7 settori fondamentali: innanzitutto agricoltura e cibo, che è il punto centrale, l'ambiente, ovviamente a partire dagli incendi, protezione civile, assetti idrogeologici, Dio sa, cultura e turismi, con l'artigianato connesso, la manutenzione straordinaria del sistema viario interno, che è un punto centrale, energie alternative, i servizi sociali
servirebbero una marea di posti di lavoro e di soldi, diciamo almeno per i lungodecenti e i portatori di handicap non autosufficienti, perché questo è uno scandalo, ne possiamo semplicemente fare i teatrini periodicamente. Dobbiamo anche reintegrare la pubblica amministrazione, perché al di là delle chiacchiere che si dicono, sono 20 anni che non si assumono nuovi quadri, i pubblici impiegati sono tutti anziani, il più giovane ha 50 anni alla regione, 48, per cui dobbiamo almeno alcune centinaia di giovani laureati con una selezione ferrea, militare, 200-300, sono minime, non sono dati, poi magari ne parlerà gli economisti ne parleranno. Questo è il primo punto. Seconda questione, vendere... e questa è la domanda la seconda che volevo fare, sì, sulle risorse delle eccellenze siciliane. La produttività è out in questo momento in Sicilia perché il sistema governo forse non ha potuto mettere in campo tutte le proprie risorse produttive della Sicilia. Lei ha un programma per fare appunto una produttività più, l'economia più volta verso delle nostre risorse e lo sviluppo, perché parliamoci chiaro, in Sicilia abbiamo delle eccellenze molto molto produttive e soprattutto significative. Sì, questo diciamo lavoro prima di tutto, il secondo però parola d'ordine, quindi impegno santo che ci prendiamo è produrre e vendere siciliano, che dice tutto, cioè innanzitutto noi dobbiamo attaccare sul cibo siciliano. Allora, il cibo siciliano e lo stile di vita mediterraneo è stato riconosciuto dal mondo, dall'UNESCO come un bene dell'umanità, un bene culturale. Allora prendiamo atto di questo riconoscimento mondiale e diamoci da fare. Quindi noi dobbiamo rimettere al centro, vorrei dire, la battaglia del cibo e rifondare in Sicilia lo stile di vita mediterraneo, detto dieta. Ogni comune noi proponiamo che diventa la comunità dello stile di vita mediterraneo, cioè un comune, anche piccolo, mette insieme i contadini e gli ridai onore, gli enogastronomi, la Proloco, la Chiesa, i ricercatori, gli uomini di marketing, i giornalisti, a partire dal cibo. E qui la prima operazione non è tanto vendere nel mondo, e adesso dico la cosa paradossale, noi siamo 5 milioni siciliani, su 100 di consumo agroalimentare i nostri prodotti sono solo l'8%, il che è uno scandalo. Quindi la prima questione è recuperare il mercato interno. Quindi per esempio la dieta mediterranea con i nostri prodotti va imposta nelle scuole, nella sanità, nelle caserme, va fatto un lavoro di riformazione, la formazione professionale, invece di delegittimarla ulteriormente bisogna finalizzarla, anche la formazione professionale, alla promozione del cibo mediterraneo, dello stile di vita mediterraneo. Ecco, su questo noi possiamo costruire centinaia di posti di lavoro. Ecco, questo è potrei aggiungere che l'altra priorità, mi permetto di dire, noi abbiamo una terapia d'urto contro l'emergenza infrastrutturale, cioè la Sicilia non c'è più mobilità, sto parlando soprattutto della 350 comuni interni, per cui bisogna fare un intervento di circa da 300 minimo a 500 milioni di euro che abbiamo nella programmazione europea 2020 per fare un'operazione di terapia d'urto di manutenzione di tutto il sistema viario interno, facendo lavorare immediatamente alcune decine di migliaia di edili più alcune migliaia di architetti, perché quello è un lavoro che si può attivare in 15 giorni. Tu immagini 50.000 edili che lavorano nei 350 comuni. Sì, un professore Galloni. Allora, va bene, adesso passiamo al professore Nino Galloni, economista, e lei sarà l'assessore come assessore al bilancio e poi allora professore lei sarà il candidato per appunto assessore al bilancio. Non sono candidato. No, candidato. Sono disponibile a questa prospettiva che mi è stata rappresentata dagli amici eccetera. Non è che uno è candidato, non è che ci sono i candidati assessori, ci sono i candidati deputati. Venga con me perché si può alzare un attimino. Ecco. Sì. C'è lei. Aspetta che devo fare una prova. Sì. C'è lei. Sì. Passiamo col professore. Sì. No, non può. Sì, no, dobbiamo. Allora, professore. Siamo in diretta. Professore Nino Galloni, allora
e lei ha proposto, chiamiamo così, proposto, non è che c'è la candidatura ad assessore, proposto come assessore al bilancio, persona competente. Lei porta avanti l'economia di Keynes, giusto? Sì, diciamo un'economia espansiva, almeno un'economia espansiva. Qual è il suo programma in base appunto, ha visto la Sicilia che è in condizioni di un bilancio veramente il primo problema della Sicilia, come di tutte le realtà, è quello che non ci sono i soldi. In realtà ho dimostrato nelle mie ricerche eccetera che le amministrazioni non è vero che sono senza i soldi. Ad esempio lo Stato italiano può emettere moneta sovrana che avrà corso legale solo in Italia. Non può emettere euro a suo piacimento perché abbiamo l'accordo con la BCE e con gli altri paesi dell'Eurolandia, ma dire che manchino i soldi per fare le strade, per fare gli ospedali, per fare le università eccetera è una sciocchezza. Quindi questa è la prima cosa, perché se non si capisce Quindi questo... lei è un po' contrario all'euro. Ma non è questione di essere contrari all'euro, l'euro potrebbe andare benissimo come unità di misura, come moneta di conto, ma siccome non è la moneta unica, perché ogni paese ha il suo euro e nel sistema Target 2 a seconda dei movimenti commerciali o di altro tipo si registrano passività e attività, vuol dire che non c'è un euro unico. Ognuno ha il suo euro, c'è l'Italia, c'è la Germania, c'è la Francia, c'è chi ha passività, c'è chi ha attività, ok? Quindi quello già è un discorso, ma quello che io propongo è una moneta parallela, statale, che ovviamente ciascun paese dell'Eurolandia ha, per cui ci sarà una doppia circolazione. Ora l'euro come unità di misura, come unità di conto va benissimo. È importante però che lo Stato non si privi di sovranità monetaria e quindi emetta tutto quello che serve per assorbire la disoccupazione, per rifare le strade, eccetera, eccetera. È come se dicessi che mancano i chilometri per fare le strade, non ha senso dire che manca la moneta per fare gli investimenti. Gli investimenti si fanno perché si fanno, dopodiché ovviamente bisogna rientrare dagli investimenti stessi, no? Soprattutto quando sono i privati che lo fanno in vista di un profitto. Lo Stato può anche andare in una sorta di pareggio, perché se si sviluppa l'economia ci saranno più entrate, noi possiamo ridurre la pressione fiscale ma aumentare il gettito se c'è un'economia che cresce veramente, perché crescere veramente significa che ci sono molti meno disoccupati, che i giovani hanno speranze, che non devono emigrare, questo è il concetto. E sulle multinazionali che appunto lei invece è troppo invasive, sono troppo invasivi? Le multinazionali storicamente in tutto il mondo hanno puntato a indebolire gli stati per avere meno regole, meno lacci e lacciuoli, eccetera. Il risultato è stato che loro hanno guadagnato posizioni dominando addirittura gli stati, infiltrando le istituzioni e quant'altro. E la gente sta molto peggio perché ha difficoltà con le pensioni, ha difficoltà col reddito, ha difficoltà col lavoro, ha difficoltà con le speranze, col futuro, con le prospettive. Quindi non mi potete dire che questo governo mondiale, mondialista delle multinazionali ha prodotto la felicità del pianeta, non è vero niente. Grazie professore, ecco, adesso restituisco la linea buffa. Se poi cortesemente, neanche a gridare che siamo in diretta, se puoi far venire Erasmo Vecchio così le facciamo sedere qua, perché puoi passare, e poi facciamo anche Mariano Ferro e così poi mi pare che si dovrebbe iniziare con il dibattito, la conferenza stampa, la presentazione della lista Erasmo Vecchio. No, vieni qua, dai, facciamo due battute, perché è giusto che noi ci siamo visti, siamo in diretta, noi ci siamo visti la settimana scorsa, 2 settimane fa, poi io me ne sono andato nel Brennero e ho visto un mondo tutto diverso dalla Sicilia, che mi pare è il mondo che voi vorrete raggiungere, quello del Trentino, perché io faccio una domanda e dico, ma può essere che sto Trentino è così bello, tutto pulito, e la ricchezza aumenta e gli altri se veniamo pace? Qual è la problematica? Questa domanda gliel'ho fatto pure al nostro governatore, gli ho dato la fiducia al nostro governatore Busalai. Ma la Sicilia è, come ha detto lei, è un
una ricchezza da qualunque parte la guardiamo, 1400 km di costa, abbiamo 22 presidi slow food, la prima regione in Italia, abbiamo questo grande patrimonio di ricchezza, il 40% del patrimonio artistico ambientale ce l'ha la Sicilia dell'Italia, e pur tuttavia siamo tra le regioni più povere d'Europa. Come si può investire sulle innumerevoli risorse che offre questo territorio siciliano, che ne abbiamo parlato ultimamente, che avevamo tanti risorse e non li sappiamo fare, e ci devono governare le risorse esterne? Sì, perché così si fa con le colonie, cioè il sistema politico che ci ha governato in tutti questi anni, un sistema di partiti che subalterna interessi nazionali, un sistema di partiti che in Sicilia ci ha dato Ascari. Gli Ascari erano chiamati così perché erano i rappresentanti dei coloni quando eravamo nella colonia eritrea, e fondamentalmente è così, cioè in realtà è mancato un soggetto politico, una classe politica capace di difendere gli interessi della Sicilia e poter valorizzare ciò che la Sicilia ha. E lo Stato che non riconosce i diritti dei siciliani, ci pare giusto una cosa che spesso volte? Ovviamente no, noi ci batteremo per invertire questa tendenza, stiamo lavorando per un soggetto politico capace di rappresentare le istanze dei siciliani. Il popolo siciliano oggi è senza difesa, né a Roma né in Europa, e per cui subiamo costantemente delle malversazioni che non possiamo più subire e sopportare, e noi stiamo facendo una battaglia per dare alla Sicilia un movimento di difesa degli interessi siciliani, così come c'era la Val d'Aosta o l'Unione Valdotene, così come c'era la Lega al nord, così come c'era la Sud Tirolo Vospartai. Riteniamo che il 5 novembre possa essere la strada giusta. Per concludere, Erasmo, la domanda mi nasce spontanea: ma può essere che il mancato sviluppo fa comodo a chi fa politica clientelare? Assolutamente sì, chi fa politica clientelare è cointeressato affinché la Sicilia sia una regione sottosviluppata in cui ci siano 2 milioni di disoccupati, che ovviamente i disoccupati cercano lavoro e il sistema politico si alimenta da questo malessere. Grazie, complimenti, sperando che potete dare un cambiamento a questa Sicilia. Io vorrei, se possiamo far venire Mariano Ferro, cioè utilizziamo questa postazione per evitare, e poi facciamo Elina Tardi, che vedo là seduto, dopo Mariano Ferro. Vediamo. Mariano Ferro, grande conoscitore e lottatore per i problemi dell'agricoltura. Adesso lo facciamo sedere qua. Mariano Ferro si sta bene. Sì, Mariano, stai attento, noi siamo in diretta e sicuramente con questa tua stazza fisica, che sia la fine del mondo, io sono Cassutta. sicuramente siete qua, ma nell'altra sedia, guarda, poi c'è una chiacchierata breve perché tu meriti. Tu dici all'impiedi? E allora Mariano, scusa, la tua presenza nella presentazione di questo movimento Noi Siciliani, tu fai parte di questa coalizione, perché ci ha spiegato Busalacchi che in questo ombrello sto guardando con attenzione dappertutto. Benissimo. Con molto cinismo. La colpa è di quel signore là, quello lì, lo vedi? Il signore con gli occhi. De Santis. È uno dei più delinquenti siciliani, di cui viene dall'Abruzzo, ma è delinquente pure lui. Però voglio dire, la colpa è sua, no? Perché ti ha invitato, Mariano? Perché no, comunque, a parte gli scherzi, io ho diversi amici qua, Roberto Caraffa, Peppe De Santis, anche era il mio amico, scusa. O Silvio Buffa, ovviamente, dico, perché non è che figurati. Però dico, sono venuto con curiosità per vedere quello che succede, anche perché quello che accade in questo momento a livello regionale, per non dire a livello nazionale, devo dirti, non è esaltante, no? La situazione nella Sicilia, che dopo il Crocetta non può, per quanto mi riguarda, e questo ci vede in dissenso con la compagine di Busalacchi, non può passare dalla padella di Crocetta ad una brace di incapaci. E quindi ha bisogno di moderazione, ha bisogno di tecnica, ha bisogno di preparazione, ha bisogno di competenze, ha bisogno di quelli che sono gli aspetti che abbiamo chiesto già allora nel 2012, quando ci siamo mossi con quell'operazione. Qualcuno allora ci disse che forse era prematuro, io credo che quello che fu detto nel 2012 oggi lo stiamo piangendo, ma non lo dico perché non è una cosa personale, è un fatto, perché la Sicilia è in ginocchio, basta farsi un giro
per le strade della Sicilia e capire che siamo senza infrastrutture, siamo senza trasporti, non abbiamo la possibilità, siamo in ginocchio perché l'agricoltura purtroppo è sotto scacco nella globalizzazione, perché questa guerra commerciale mondiale ci vede perdenti, perché non possiamo competere con la Tunisia, col Marocco, con la Cina, al di là di quello che dicono poi i commercianti dell'agricoltura, perché i commercianti hanno convenienza a dire che il mondo è aperto e ovviamente purtroppo ci sono migliaia e migliaia che sono quelli che sono la professionalità, i piccoli imprenditori che sono nelle reserve, che hanno il 2 ettari di terreno, di agrumeto, che non possono competere con i prezzi di lavoro, del costo del lavoro, con i costi di produzione della Tunisia e di altri paesi del Nord Africa. Questa guerra ha visto un governo Crocetta che avrebbe dovuto muoversi in modo molto più serio e non lo ha fatto, avrebbe dovuto vedere una compagine nazionale difenderci. Io quando sento quel folle di Trump l'unica cosa che riesco a prendere è quella, sentire la parola protezionismo mi dà un po' di coraggio, se lo dice un presidente degli Stati Uniti vuol dire, per quanto folle sia, ha detto una cosa giusta. Qui o proteggiamo i nostri agricoltori, la nostra agricoltura in qualche modo, oppure noi siamo destinati a perdere la partita. Mariano, siccome noi abbiamo la fortuna, lo sai, ci vedono, adesso siamo in diretta su Facebook, adesso viene diretta anche in televisione Telecittà, però molta gente che ci sta vedendo dice: ma come mai i forconi non fanno quelle famose battaglie che tutto il popolo, o forcone o non forcone, era sempre a favore vostro? Cosa è successo? Ricordati, caro Silvio, e questo lo dico con grande dolore dentro, che i primi a venirci contro probabilmente furono molti siciliani, ricordalo, perché ci fu detto che ci siamo fatti male da soli, solo che quelli che te l'hanno detto probabilmente erano quelli che da una divaricazione che c'è fra la ricchezza e la povertà sono quelli che probabilmente si arricchiscono sui poveri, perché quello che sta accadendo è questo, c'è una forbice che si allarga sempre di più fra la ricchezza e quel ceto medio che si impoverisce. Quelli che probabilmente non ce la fanno più ad andare avanti avrebbero voglia di scendere nelle strade, ed è quello che speravamo che avessero fatto i grillini, caro Silvio, con la forza mediatica che hanno, con la forza politica che hanno, con quello che potevano fare, non lo hanno fatto. Ecco perché dico, non posso votare gente che viene votata solo per demeriti degli altri, perché io non voto i grillini solo perché hanno i voti, perché sono voti di rabbia che vanno contro il PD, contro Forza Italia, non hanno un merito per dire questi. Io non voglio fare polemica con il deputato di Siracusa, chi conosce il deputato di Siracusa per quali motivi dovrebbe rivotarlo? Eppure sarà così, perché il voto di rabbia scaricherà su questo parafulmine che si chiama 5 Stelle. Non è il caso mio, perché il discorso invece che io chiedo a questa classe politica, partecipando attivamente a questa competizione elettorale, io dico: dobbiamo trovare una classe politica seria che possa governare e governare i problemi di questa terra, governarli, guidarla e guidarla in modo diverso da come è stato fatto fino ad oggi. Ti ripeto, non voglio cadere dalla padella alla braccia. Grazie Mario Ferrone, complimenti sempre da siracusano e da siciliano per tutti i problemi e le problematiche che porti avanti e stai risolvendo, sperando di sì. Grazie, grazie. Elino Attardi, se lo vediamo. Elino Attardi. Elino, hai visto Elino? Siamo in diretta. Elino Attardi l'hai visto per caso? Dove? Tanto la sala sta incominciando a riempirsi, ci sono prima, come si suol dire, dato che è la prima presentazione del partito Noi Siciliani, diciamo che ci sono quasi, possiamo dire, i giochi di squadra, perché si stanno formando adesso, siamo quasi a inizio giorno 5 novembre, per la presentazione, si va a votare il 5 novembre per le regionali, e quindi tutti i partiti sono impegnati per quanto riguarda la scelta dei candidati, che ancora mi pare che ancora nessun partito è riuscito a segnalare, tranne 5 Stelle e qualcun altro, a segnalare. Elino, ti vediamo qua in questa presentazione
del partito, del movimento Noi Siciliani. E allora la domanda mi lascia spontanea, ma non principalmente a Buffo oppure a Silvio, la domanda è ai milioni che ci seguono, come dico io, perché adesso siamo in diretta su Facebook e anche in diretta alle città. Che ci fai Lina Attardi oggi? Cos'è, per curiosare oppure fai parte di questo movimento? Faccio parte di questo movimento sin dai tempi di quando ero consigliere provinciale, all'epoca con Ciccio Napoli, e ribadisco il sostegno in un momento drammatico per la Sicilia a questo movimento sicilianista, il cui rappresentante Franco Busalacchi è stato, perché ora è in pensione da qualche anno a questa parte, uno dei motori, se non il motore per eccellenza della regione siciliana. Motore che non ha mai avuto avvisi di garanzia, dato che ne parliamo giornalmente con gli scandali che ci assalgono da tutte le parti. Specialmente Siracusa. Non ne stendiamo ulteriormente un melo pietoso. I siracusani sono chiamati a fare la scelta della bottiglia dell'olio, del petroldollaro, e poi si lamentano e basta, non ne possiamo più. Investiamo sul nuovo, che poi è la valorizzazione del nostro statuto siciliano, che vede la realtà di pagare le tasse in Sicilia, prendere i benefici del petrolio, chiamiamolo così, l'agricoltura, no, valorizzare l'agricoltura nostra invece di importare dall'estero, e così via. Siamo chiamati, e questo è un momento importantissimo, perché non abbiamo il diritto dopo di lamentarci, e siamo chiamati a fare una scelta radicalmente opposta a quella dei partiti tradizionali che ci hanno, mi permetto di dire, tradito. Noi abbiamo fatto senza averne ritorni. Io con la mia storia non avevo bisogno della politica, l'ho dimostrato in tutti i modi possibili e immaginabili. Ho recitato un ruolo sanitario nella provincia di Siracusa importante, quindi noi non abbiamo bisogno, corriamo per i nostri figli. Scusa Elino, la domanda mi nasce spontanea, ma a tutti quelli che ci stanno seguendo. Tu allora fai parte, come ci hai spiegato, da tanti anni del partito Noi Siciliano, ma scendi in campo, in pista, nelle prossime regionali oppure no? La domanda è che ti... No. Avete già fatto la lista a Siracusa? Noi abbiamo, per essere precisi, 65 nominativi di persone per bene, di valore, di qualità, che sono disponibili a candidarsi nelle varie realtà locali in tutte le province che rappresentano la Sicilia. Stiamo facendo un lavoro certosino di entrare nel merito del candidato, e dal punto di vista del consenso elettorale e dal punto di vista della storia, che garantisca in questo caso ai siciliani il meglio che possono garantire, al fine di andare a governare una regione massacrata in lungo e in largo da tutti gli schieramenti politici a cui abbiamo tutti appartenuto. Grazie Lina Attardi, speriamo che questa Sicilia mortoriata da tutti i punti di vista possa rinascere. Grazie Leonora. Grazie. Ecco qua, io passo il microfono a Beppe Anni, perché io direi ti passo il microfono Beppe, perché eventualmente tu ti puoi giostrare con tutti questi, che già la sala si sta incominciando a riempire. Se non conosci qualcuno ci può dire Lina Attardi, che ti può indicare le persone che tu puoi intervistare. Va bene. Allora, intanto abbiamo saputo, Lina Attardi, che il professore Fusaro, che è candidato, chiamiamo la sua disponibilità per essere assessore ai beni culturali, ecco, per ora non viene a Siracusa, un contrattempo lo ha lasciato. Lui è un intellettuale molto significativo, anche se dal punto di vista che è un po' scomodo, attraverso altre televisioni ha fatto trasmissioni anche a livello di Canale 5, di La 7, eccetera, no? E questo perché avete scelto, secondo questo programma, questo intellettuale scomodo, che è il professore Diego Fusaro, nato a Torino, tra l'altro giovane, molto però fresco, quindi porta idee nuove, innovative, soprattutto sui beni culturali, che è una delle basi
importanti e secondo me proprio della Sicilia. Certamente, Fusaro rappresenta il meglio che tutti i partiti tradizionali non hanno. È un uomo contro, nel senso che non è uno yes man che abbassa la testa, è un uomo che privilegia la sostanza, non sente gli spifferi della politica tradizionale classici e la sua storia parla per lui. È un uomo su cui investire, che non ha interessi reconditi, ma che vuole dare il suo contributo alla Sicilia, serbatoio dal punto di vista dei beni culturali, che non so a seconda a chi, forse a Lazio o a Roma, poi non abbiamo niente da invidiare alle altre regioni d'Italia. Elino, adesso tra queste persone che si stanno mano a mano avvicinando qui e fanno parte appunto di questa bellissima manifestazione, ecco, possiamo noi chiedere a qualcuno di loro, dimmi te a chi, per chiedere cosa è il programma qui di Noi Siciliani, perché è attratto questo programma, perché dà una specie di spinta ai siciliani per poter cambiare. Sì. Chi possiamo intervistare? Non so se avete già intervistato Erasmo Vecchio, l'avete intervistato. Il presidente Busalacchi, poi c'è Galloni, poi c'è Beppe De Santis. Sì, l'abbiamo già fatto. Se c'è una presenza femminile che tu conosci anche del direttivo, per dare anche... Erasmo, una presenza femminile che così possiamo fare una intervista anche alla... Che conosciamo? Non ce l'abbiamo. Stiamo cominciando. Va bene. Eventualmente dopo. Va bene. Vediamo mentre se arrivano. Sì. Allora intanto già ti ha intervistato Buffa. Sì. Dicevo questo. Sì. Invece qui a Siracusa questa tendenza al cambiamento c'è per forza. Non possiamo più ancora registrare mentre sta iniziando la diretta. Ecco, allora è una necessità che abbiamo perché stiamo annegando. Gli additivi in questo momento più importanti, è inutile che il governatore uscente Crocetta comincia a dire altre cose, ecco, qual è, in sintesi, due flash per dare questa cosa. La Sicilia non deve fare ricorso ai soldi di Roma, significa che la Sicilia ha in casa soldi da spendere che non sono stati spesi dal governatore Crocetta, che ha fallito su tutto il campo, che continua a promettere non si sa che cosa, che ha messo in ginocchio i siciliani e soprattutto i nostri figli. Adesso diamo spazio alla diretta. Franco Busalacchi e l'economista Nino Galloni e altri a cui poi passerò la parola e chiederò di intervenire e dare il loro contributo, il loro pensiero. Io vorrei fare solo poche battute, intanto una considerazione e poi alcune riflessioni. Intanto una prima considerazione che mi sento di fare è questo dato, che do anche all'attenzione di chi è di Siracusa. Alle ultime elezioni, Carolino, alle ultime elezioni regionali del 2012, nella provincia di Siracusa hanno votato 154.000 persone, mentre invece non sono andate a votare 190.000 persone, il che significa qualcosa, io credo che abbia un grande significato questo fatto che di tanta gente che non va a votare evidentemente perché crede che bisogna rispondere in altro modo che non quello di andare a dare fiducia ai partiti che hanno, come dire, utilizzato il voto per tutt'altri interessi che non quelli di portare avanti la Sicilia e i suoi valori. L'altra considerazione che faccio, e questo me lo dà lo spunto una domanda che mi faceva poc'anzi l'amico Buffa, diceva com'è possibile che la Sicilia, pur avendo grandi
grandi dotazioni, dotata di grandi peculiarità intrinseche, la Sicilia si trova in questo stato per certi versi comatoso. E io do qualche piccolo dato così per ricordarlo a qualcuno, molti li sapranno. La Sicilia detiene il 40% di tutti i beni culturali, artistici, monumentali che esistono in Italia, quindi un grande patrimonio che rappresenta una grande potenzialità, per grandi versi inespressa. In Sicilia esistono, caro Beppe, 22 presidi slow food, cioè la Sicilia è la regione in Italia che ha più presidi slow food. I presidi slow food sono quei presidi che tentano, dove c'è un impegno per valorizzare le eccellenze agroalimentari in via di estinzione. Sono 22 presidi, cioè la regione a più alta concentrazione. In Sicilia ci sono 7 siti UNESCO. La Sicilia è un'area, in quest'area come la Sicilia c'è la più alta concentrazione di siti UNESCO d'Europa, che sono 7, li ricordo, sono la Valle dei Templi, la Villa del Casale, le Isole Eolie, il Barocco della Val di Noto, Siracusa e Pantalica, l'Etna, eccetera, no? E pur tuttavia, malgrado tutto questo grande patrimonio che noi abbiamo, aggiungerei la centralità mediterranea, oltre 1500 km di costa e tante altre cose, ma aggiungerei anche un altro valore: abbiamo tanta gente che è capace, che è costretta ad andare a trovare l'opportunità di esprimere le proprie risorse andando via. Qui abbiamo la presenza, che saluto, di Luigi Crispino, che ha fatto un grande battagliero, tentando di portare e dare alla Sicilia una linea aerea che potesse favorire il diritto della continuità territoriale con le linee, e purtroppo è andata come è andata. E invece vediamo l'altro dato: malgrado tutto questo, noi abbiamo oggi una disoccupazione giovanile del 54%, praticamente una delle più alte d'Italia e una delle più alte d'Europa. Abbiamo un tasso di occupazione in Sicilia delle persone tra 20 e 64 anni che è del 42% ed è il più basso di tutte le regioni europee. Abbiamo la prima regione che produce idrocarburi in Sicilia, e siamo quelli che contribuiamo di più ai consumi di benzina nazionale, di consumi energetici, e pur tuttavia senza averne nessun vantaggio, anzi al contrario, avendo avuto una devastazione di coste di intere aree che hanno penalizzato il nostro modello di sviluppo, che era di ben altro tipo. E non siamo attraenti per gli investimenti perché abbiamo una burocrazia farraginosa, abbiamo una scarsa dotazione infrastrutturale. La nostra dotazione infrastrutturale nel suo complesso è una tra le più basse d'Europa. E abbiamo un debito, la Regione Sicilia, un debito di 7 miliardi e 525 milioni, che è lo stock del debito complessivo contratto alla Regione Sicilia con gli istituti di credito, do questo dato. E quindi abbiamo questo, poi non voglio toccare il tema dei trasporti, della difficoltà ad andare da una parte all'altra dell'isola. Oggi per andare qualcuno che arriva in aeroporto e poi deve andare ad Agrigento ci deve mettere 3 ore circa per arrivarci, quindi le difficoltà che ci sono. Quindi a fronte di tutto questo abbiamo un'altra cosa che purtroppo è restata una potenzialità e quindi una inespressione, che è quella del nostro statuto autonomistico. Cioè noi siamo una regione a statuto speciale che fa parte della Costituzione, e io devo dire che è uno statuto che è stato per larghi versi violato. La mancanza di un soggetto politico che ne pretendesse l'attuazione ci ha fortemente penalizzato, tant'è che in alcuni elementi fondanti lo statuto ha penalizzato l'intero popolo siciliano. Preciso solo che lo statuto non ci è stato regalato, nasce da un trattato tra la Sicilia e l'Italia, e che la non attuazione di alcuni punti importanti ha penalizzato proprio lo sviluppo della Sicilia e il nostro popolo. Per tutti dico l'articolo 37 e l'articolo 38
che sono quelli che riguardano che le imprese operanti in Sicilia dovrebbero pagare qui le imposte, cosa che non avviene, l'articolo 38 con cui lo Stato doveva dare alla Sicilia una dotazione periodica per compensare la minore capacità di produrre reddito. Ad oggi l'articolo 37 e l'articolo 38, caro Franco, credo che superi i 150 miliardi di euro che la Sicilia deve avere e che nessuno riesce a ottenere. Ma aggiungerei anche l'articolo 31 che riguardava i poteri del governatore come capo di polizia, della polizia, ma soprattutto mi riferisco a una cosa, caro Franco, l'articolo 8, che è quello dove dice che il commissario dello Stato dovrebbe sciogliere l'Assemblea regionale per persistenti violazioni dello Statuto, e questo guarda caso non è mai avvenuto, malgrado ci sia una persistente violazione dello Statuto. Quindi c'è qualcosa che non funziona, e a fronte di tutto questo noi cosa stiamo facendo? Noi stiamo dando vita a un'iniziativa che nasce dal basso, che nasce al di fuori dei partiti, un'iniziativa reale a cui stanno convergendo professionisti, imprenditori, giovani, gente che non vuole soggiacere, non vuole rimanere sottomessa, che vuole contribuire a questa reazione, tant'è che questa lista si colloca non schierata politicamente con nessuna delle coalizioni, quindi è fuori dalle coalizioni, fuori da collegamento con altri partiti, una lista che vuole vivere e affermare un proprio progetto con le proprie forze e con la forza del popolo a cui noi crediamo ancora oggi abbia la voglia di cambiare, no? la voglia reale di cambiare. Quindi vogliamo dare vita a tutto questo, e questo lo vogliamo fare con un impegno sincero. Dico solo che uno dei primi punti, poi Franco Busalacchi confermerà ancora più questo, uno dei punti fondanti è quello di dare immediatamente attuazione integrale allo Statuto nei punti che ho detto prima, anche se questo comporterà nell'arco di pochi mesi, caro Franco, uno scontro con lo Stato, perché lo Stato non è disposto a cedere niente, a cedere spazi, a dare spazio a quella che considera una colonia di consumo, e bisogna battersi perché invece anche nelle condizioni di arrivare a uno scontro con lo Stato, perché alla fine se uno crede alle cose giuste, le battaglie giuste, deve essere pronto a battersi per questo, e io credo che una forza libera come questa, non condizionata, che non è vincolata a impegni che non sono trasparenti, ma impegni seri con la gente per fare delle cose vere e serie, e io credo che questo possa essere sintetizzato simboleggiato in una persona che è Franco Busalacchi, il nostro candidato alla presidenza della regione, con cui stiamo puntando affinché la sintesi di questi valori possano essere sintetizzati nell'impegno suo, nell'impegno di tutto il gruppo che sta attorno a lui, tra cui me, che ho l'onore di esserci, e tanti altri che sono qui, a cui poi daremo la parola. Vi ringrazio e passerei la parola all'amico Beppe De Santis. Grazie, buonasera. Come è chiaro dall'intervento di Erasmo, che fa queste battaglie da bambino, credo dall'asilo nido, noi non proponiamo una listarella, una listona tanto per fare, proponiamo una svolta politica, un atto rivoluzionario, perché la situazione è drammatica e rivoluzionaria. Non so quale degrado dobbiamo aspettare ancora dell'Italia, del sud e della Sicilia. Vi ricordo, al di là delle stupidaggini della statistica manipolatoria, che in Sicilia ci sono almeno 2 milioni tra disoccupati, precari e poveri e disperati. 2 milioni. In un altro tempo ci sarebbe la guerra civile, non c'è purtroppo. E allora ci vuole una grande politica,
Per arrivare a questo approccio abbiamo lavorato ognuno di noi per anni. Per quanto ci riguarda alcune, l'ultimo decennio, quando è scoppiata la cosiddetta crisi globale del 2008, e quindi ci vuole una grande politica non a listarella. Abbiamo rifiutato le poltrone parecchie volte in vita nostra, quindi orgogliosamente. Ci vuole la forza delle idee, non ripetere le solite sciocchezze, anche quando fanno male, che è una delle cose. La forza del soggetto in campo, dei combattenti, la forza della linea politica, chi è il nemico e compiti a lei, la forza minima per iniziare del consenso, anche quando hai 2,5 milioni che non votano più, un blocco che vota protesta legittimamente e magari 600-700 mila clienti allineati e coperti, sempre gli stessi. Ecco, questo è quello che stiamo facendo, questo è il senso della nostra fatica che faremo fino al giorno della morte. Quindi non pensate che il 5 novembre sera andiamo a casa, è il contrario. Siamo arrivati lenti. Per quanto mi riguarda ho aspettato, lavorando 5 anni, che maturasse il movimento per l'attuazione delle Costituzioni nei paesi dell'Europa meridionale e il movimento per l'attuazione della Costituzione italiana in Italia. Lo Statuto è un pezzo di questa Costituzione che gli italiani e i siciliani al 72% hanno salvato il 16 dicembre 2016. Quindi la Costituzione italiana rinasce, lo Statuto italiano rinasce. È chiaro, non è che ci siamo alzati una mattina, molti di noi hanno lavorato per meno un anno girando l'Italia e la Sicilia per far votare no, ecco. Mentre altri si permettono qualunque puttaneria, insomma, per dir così, prostituzione si dice più gentilmente. E allora poche cose, perché molte sono state dette da Erasmo, moltissime le dirà Franco, poi aspettiamo il grande intervento di uno degli uomini più geniali dell'Europa d'Italia, che è Nino, qui Galloni, che ci onora della sua perfino militanza. Ma 2 o 3 cose le voglio dire brutali, così uno può dire l'ho detto. Allora, studi alla mano via via nell'ultimo trentennio, dove è successo la catastrofe, la ricchezza prodotta dall'umanità finisce nelle mani dell'1% dell'umanità. Per chi non ci crede, c'è uno studio di Piketty, Thomas Piketty, 1000 pagine, si studia a giornata. Chi vuole rimanere ignorante è rimasto agli anni 60, 50, 30, sono fatti suoi, per non dire altri sostantivi più pregnanti. Tradotto in tutto il mondo, indiscutibile, quelli sono dati statistici. In tutto il mondo e per 3 secoli, e dimostra il disastro dove siamo arrivati. C'è un meccanismo che concentrerà ulteriormente questa ricchezza. Secondo, il mondo è comandato sostanzialmente da 100.000 multinazionali globali, comprese le ultime, queste di internet, che comandano il mondo a posto degli stati sovrani, democratici o meno. È chiaro il punto? Terzo, l'Europa che noi avevamo pensato benigna per unire forze e vincere si è rivelata matrigna e nemica, strumento fondamentale dell'anticapitalismo speculativo che ha distrutto il capitalismo dell'economia reale, quella che avevamo fino al 75, perché lì è iniziata la tragedia, dopo la crisi energetica lì, mentre noi eravamo in vacanza, noi ecumenico. Destrutturare immediatamente un sistema monetario demenziale, dittatoriale. Non esiste la moneta che fa gli stati, sono gli stati che fanno la moneta. Se non ci credete, leggetevi i libri. Io, poiché sono asino, lento, contadino, mi sono dovuto leggere centinaia di libri. Io sono molto lento, molto, ma quando capisco mi arrabbio, divento pericolosissimo.
È chiaro qual è il punto? Perché gli asini perdono, ha voglia di combattere. Ma che significa dire voglio le scuole così, la sanità colà, le strade, quando non ci sono soldi? Di cosa diavolo stiamo parlando? Chiunque oggi andasse a governare con questa politica economica può scegliere se tagliare all'handicappato o al vecchietto, non so se è chiaro. È chiaro il concetto? Il resto è teatro dell'orror. Quindi vedete dov'è la svolta teorica e strategica. Chi non fa questa prima parte non è credibile nella seconda. Assisterete all'aggravarsi della tragedia di questo trentennio, dell'ultimo ventennio, della sciagurata seconda repubblica fino all'ultimo decennio devastante, dalla crisi del 2008 alla crisi dell'euro e dell'Europa del 2011. Il Sud, ma quale statistica? I dati del Sud d'Italia sono peggiori da quelli della Grecia, sorella distrutta, uccisa. Hanno voluto il finanziacapitalismo, le oligarchie finanziarie, il neoliberismo, ha voluto dire, vedete che facciamo alla Grecia? Vi faremo il sedere a tutto così, è chiaro? Picchio uno per dare una lezione a tutti. E noi siamo stati a vedere. La Sicilia è l'ultima ruota del carro. Vedete, la Sicilia ha avuto molte tragedie, ci sono state tante fasi storiche in cui il potere, il sistema si è chiuso e il nostro popolo è stato cacciato all'estero a milioni. Sta succedendo la stessa cosa. Solo a Palermo ogni mese 1000 figli, ma anche anziani, ho visto cinquantenni, proletari, lavoratori, professionisti, devono andare via. E non si sa dove vanno. Non credete alle favole che altrove troviamo grandi mense, non è così. E uno non ti racconta la verità per non umiliarsi. Quindi non possiamo ragionare come 10 anni fa, come 20 anni fa, o come se fossimo ancora nel periodo 45-75, il mondo è finito. Almeno 30 anni dopo vogliamo capirlo che è cambiato. Perché noi lo schema che usavamo, cioè noi anche il sicilianismo, l'orgoglio siciliano, lo statuto, l'autonomismo, perfino la rabbiosa tensione all'autodeterminazione, se matureremo le forze siamo costretti a questa ulteriore torsione nei prossimi anni. Noi cosa dicevamo? Lo Stato ci tradisce, gli ascari d'Italia ci tradiscono, gli ascari locali che vanno a Roma ci tradiscono, facciamo la guerra allo Stato e riequilibriamo. Anzi, facciamo la guerra allo Stato italiano e andiamo in Europa. Ecco, questo è un paradigma sbagliato, era come andare dalla padella alla brace. Lo vedete? Quindi il nostro non è il sicilianismo di tutte sigle e siglette, ne vedrete che piglieranno lo 0,5, hanno solo la superbia, la iattanza, niente. Nessuna intelligenza, nessuna capacità di cambiare, nessun amore col proprio popolo, nessuna capacità di combattimento, sono gli stessi che ho visto ai deschi dei vari governi, mi segue? È chiaro? Quindi se andremo allo scontro faremo i nomi uno per uno, questa volta non si salva nessuno. Allora, come si risponde? Dico solo questo, si risponde ricostruendo le sovranità, per cui noi la nostra grande lista si chiama lista Noi Siciliani, comunità già gloriosa, fondata da Erasmo Vecchio quasi 21 anni fa, col nostro umile aiuto. Sicilia libera e sovrana. Non sono nomi invani. La Sicilia è la testa di ponte di tutto il movimento sovranista italiano ed europeo. È chiaro? Noi nei prossimi giorni saremo a Chiangiano, tutto il movimento riunito, e faremo la seduta, mi segue? Gli italiani per bene, gli europei si aspettano dalla Sicilia questo miracolo. Addirittura siamo avanguardia nel nostro dolore. È chiaro qual è il punto? È chiaro? Non il siciliano che fa il movimentino contro tutto anche Dio, idiozia totale. Anche quelli che hanno combattuto negli anni 40 erano grandi politici, mi segui? A cominciare da Finocchiaro Aprile, di esperienza, di intelligenza, che sapevano capire come eravamo messi nella geopolitica del mondo, per dir così, per usare un parolone. Quindi noi lottiamo per ripristinare le sovranità della Spagna, del Portogallo, della Grecia, dell'Italia e della Sicilia.
È chiaro? In questo caso in termini più federali possibili. Se questo non funziona daremo una torsione più radicale evidentemente. E noi dentro abbiamo i leader dei sovranisti, abbiamo gli autonomisti seri e i migliori, veri, non gli estremisti d'accatto, anche indipendentisti. Non ce n'è per nessuno. Siamo una coalizione compatta e vincente che vincerà. Adesso è un primo squarcio, una prima breccia da aprire. E sono convinto che andrà bene. Noi abbiamo alle spalle quei milioni di italiani e di siciliani che hanno votato no, lo ripeto per la 100ª volta, e noi proponiamo, noi siamo contro i partiti di regime, tutti neoliberisti uguali, servi delle banche. La cosa che più mi fa schifo è come, diciamo, la filiera cattolico-democratica si sia venduta e diventata neoliberista, appena dopo crollata si fa, che usiamo questa frase, la Prima Repubblica. Mi fa schifo letteralmente che la vecchia sinistra, che era nobile, rappresentava i lavoratori, ero funzionario del Partito Comunista Italiano a 19 anni a Bottegoscuro, è chiaro qual è il punto? Abbiamo una storia profonda di servizio ai lavoratori e ne siamo orgogliosi, è chiaro? Hanno letteralmente tradito il loro popolo, è chiaro? Tradito, svenduto il loro popolo, tradito e svenduto il loro popolo, tradito e svenduto il loro popolo. Ma vedete, voi discutete Dio, il trasformismo, l'accattone di turno, il ministro non so qua, come si chiama, Angelino, ma non è trasformismo, sono uguali. Loro sono forze antipopolari, neoliberiste, servi degli oligarchi, servi di un'Europa sbagliata e di un sistema monetario sbagliato, quindi vanno cacciate a pedate, con le buone o con le cattive, è chiaro? Siamo peggio del 43, vi ricordate nel 43? Gli italiani, cosa gli raccontano? Che vinciamo la guerra, che Hitler è un buon alleato e che avremmo fatto un impero in Africa. Avete visto com'è finito? Oggi ci racconta che la globalizzazione è bella, il contrario, che l'Europa è bellissima, l'euro è bellissimo, che lo Stato più dà poteri. Ma scusate, gli americani hanno la loro moneta e la loro autorità statale. I cinesi, gli indiani, i russi, i giapponesi, i canadesi, i sudafricani. Solo noi non dobbiamo avere la sovranità. Questi coglioni dell'Italia, Grecia, Portogallo, Spagna. È chiaro dove è il punto, che se non capiamo questo avete perso. Furberie non ci sono, è chiaro? Hic Rodus, hic salta, no? Ho fatto pure io il latino dai preti, come contadino povero che studiavo là. Allora, quindi stiamo per iniziare una svolta, una rivoluzione. La Sicilia è forte nei disastri e nella grandezza. Il movimento dei fasci siciliani è nato qui, il primo movimento socialista degli artigiani. Il movimento delle terre è più importante, poi li hanno sconfitto. L'indipendentismo più forte, mettiamola anche così, è servito anche a fare le altre regioni sballate e le altre autonomie. Il movimento antimafia più forte. Gli eroi antimafia più importanti sono siciliani, è chiaro? Anche il mio capo scorta, Antonino Montinaro, era meridionale, si era fatto palermitano. Per capire, morto a 30 anni il 23 maggio, mio amico. Avevamo cenato insieme il 9 maggio per festeggiare il suo lavoro a fianco di Falcone. È chiaro qual è il punto? Quindi non è che stiamo discutendo di chiacchiere, e ci abbiamo provato, ok? In Sicilia è esplosa prima Forza Italia ed è morta per prima. L'MPA era la morte di Forza Italia. È chiaro qual è il punto? Abbiamo mandato al governo questi miserabili del PD e sono falliti. Oggi noi cosa mettiamo? La nostra intelligenza, la nostra esperienza, la nostra autonomia, la nostra forza che si allea alla protesta. Protesta e progetto, protesta e competenza, andiamo a governare, chi funziona funziona, chi non funziona lo cacciamo e poi governeremo più direttamente con noi. È chiaro qual è il punto? È un piano di 6 anni esatto, non finisce il 5, inizia. Per il resto abbiamo un programma per fare a pezzi chiunque, perché siamo professionisti, esperti, scienziati,
Uno, il piano straordinario per il lavoro, ci vogliono 200.000 posti di lavoro keynesiani qua, nei 7 settori a partire dall'agricoltura. Questa è la questione. Secondo, produrre e vendere siciliano, a partire dalla dieta mediterranea del cibo, la rivoluzione del cibo. Terzo, l'intervento in terapia shock contro l'emergenza viaria interna, non si può più camminare, se non si può camminare non c'è mobilità, non puoi servirti dei servizi sanitari, non può venire il turismo, quei 4 prodotti agricoli, mi sai, questi delinquenti delle grandi organizzazioni di commercializzazione, è chiaro qual è il punto? Per quanto riguarda i soldi, la messa non si fa senza con le... Quindi ci sono da usare bene i 15 miliardi della programma 2020 e siamo i massimi esperti, mi segui? Da anni, da usare militarmente bene, 15 miliardi sono, tra tutti i vari pezzi, ok? Fare la banca siciliana unificando IRCAC e le altre 3 bancarelle, moneta complementare capitanata dal grande Nino, del generoso Nino Galloni, il meglio dei sovranisti che c'è in Italia. Adesso lo dico così per certo. Tanto buono, onesto, umile, mi segui? Gioioso perfino, ok? La guerra allo statuto, le cose che diceva Erasmo, quei piccioli ce le devono ridare, le imprese che producono qui devono dare i soldi qua, se no mettiamo la nostra polizia e la andiamo a prendere, lo diciamo da anni, ma è ora di farlo, ok? Quindi abbiamo idee chiare sul da farsi, ok? Quindi da tutti i punti di vista, i soldi o ci sono o li andiamo a trovare o li generiamo, uso questa parola Nino, ecco per Nino, ecco. E così via, sulla pubblica amministrazione sappiamo cosa fare, sulla sanità, sull'acqua, su tutto, sugli immigrati, contenere l'immigrazione e regolarla e invece contenere la immigrazione nostra, è chiaro? Sintetizzato così. Finiamolo con sta scemenza della Sicilia, terra d'accoglienza, mi segui? Con i nostri territori pieni di fantasmi e di super sfruttati, nelle lande ma fate parlare, E anche Sicilia terra di pace, perché l'Italia e il sud della Sicilia si sviluppano se il Mediterraneo è in pace. Per essere in pace deve essere in pace la Sicilia, quindi deve saltare il MUOS, è chiaro? Se volete e vogliamo essere autonomisti e indipendentisti. Quella a metà non credo che andranno molto lontano, mi segui? Questa è la geopolitica, signori. Grazie, chiedo scusa per la lunghezza. Al grande Busalacchi. Parlare in pubblico è un atto di audacia, parlare in pubblico dopo Beppe De Santis è un atto di temerarietà. Io ci provo. Intanto, prima di cominciare, questa bandiera non è la bandiera siciliana, è la bandiera della Catalogna. Noi la mettiamo qui per ricordare il dramma che è stato vissuto a Barcellona e perché ci ricorda la nostra indipendenza. Veniamo a uno dei migliori amici siciliani. Adesso basta. Qualcuno, Matteo Renzi, dica basta, perché l'autonomia sarà cosa santa e giusta ovunque, ma in Sicilia no. È un flagello e trascina nel baratro l'Italia. Lì l'autonomia, lì sarebbe qua sotto, l'autonomia regionale, fonte di sprechi e burocrazia, è l'acqua che nutre l'arretratezza economica e sociale di un pezzo importante del Mediterraneo. Ed è la fogna in cui nuota la mafia. Basta, dunque. È urgente, infatti, come chiede da tempo Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, nominare un commissario dello Stato al posto del governo regionale di Rosario Crocetta. È fondamentale. Per come ha reclamato Antonello Montante, presidente di Confindustria in Sicilia, avere nell'isola un plenipotenziario che metta mano alla spesa del bilancio. Il default è in agguato, ma seguendo i passaggi legittimi è necessario abrogare lo statuto speciale. Basta, dunque. Lo statuto sarà pure nella Costituzione,
Ma questo privilegio, frutto dell'unica vera trattativa Stato-mafia, può essere tagliato con un colpo di penna. È un colpo di coraggio. Non si può estirpare dalla viva carne dell'Italia un obbrobrio come l'autonomia regionale che serve solo ai parassiti che ne beneficiano. Basta. Chi scrive questo è un siciliano. Si chiama Pierangelo Buttafuoco, fascista della prima ora, ideologo forse anche del nostro presidente, è uno dei candidati alla presidenza della regione, col quale quindi dovremmo fare i conti. E allora, questo statuto tanto vituperato, eccolo qua, sono 43 articoli. Dalle nostre parti, Nino, non so se ti ricordi tu, si dice schitto schitto, 43 articoli. Di questi 43 articoli, 15 non sono mai stati applicati. Che cos'è lo statuto in realtà? Immaginate un bell'orologio, ricco, di marca, non so, uno Zenith, un Vacheron Constantin per fare un Rolex, al quale levate qualche rotella. Questo orologio camminerà, indicherà un'ora, indicherà la sua ora, non l'ora astronomica vera. Ora, lo statuto della regione era, per come uscì dalla penna di Umberto II il 15 maggio del 1946, eravamo ancora con il re, è un oggetto, come dire, perfetto. È uno strumento che al suo interno autodeduce, crea fatti e conseguenze, fa quello che si chiama in sartoria acchietti e bottone. Quando si sposta, capita a noi di distrarci ogni tanto e cominciare con il bottone sbagliato a fare la camicia. Il resto segue inevitabilmente quell'errore. Bene. Lo Statuto della Regione entra in vigore il 15 maggio del 1946, il 16 maggio comincia l'opera di demolizione. Cominciamo a levarci qualche rondellina, vediamo che succede. Intanto questo statuto disegna sostanzialmente un'Italia federata alla Sicilia, la Sicilia federata con l'Italia. La nostra specialità è super specialità. In questi 70 anni si è fatto un lunghissimo lavoro per fare diventare la nostra specialità, specialissima, una leggera specialità. Noi abbiamo, che cosa significa, una delle cose su cui tanti si appuntano, la competenza esclusiva su una certa materia, che noi in quella materia non siamo cittadini italiani, siamo cittadini siciliani, perché in questa materia l'Italia non entra. Qualunque cosa faccia l'Italia si ferma allo stretto. E ve ne voglio dire una delle cose che sulla specialità non sono state realizzate. L'articolo 14, alla lettera R dell'articolo 1, dice che spetta alla Regione l'istruzione elementare. Cioè, i bambini da 0, da 5, 6 a 10 anni vanno istruiti sotto un regia siciliana. Lo Stato si è guardato bene dal dare attuazione a questo articolo, perché ne ha colto la condizione eversiva. I gesuiti che ci dicono: dateci un bambino fino ai 10 anni e poi ve lo potete prendere, sarà nostro per tutta la vita. I nostri bambini non hanno fatto questo percorso, hanno fatto il percorso statale,
ed escono già dalle elementari con Garibaldi eroe, liberatore e tutto il resto. Le stragi, i massacri, tutte queste cose i bambini non le sanno. Poi passano ai programmi nazionali dove Garibaldi diventa sempre più grosso, il cavallo diventa sempre più alto. Cosa sarebbe oggi la Sicilia se il giorno dopo i bambini avessero studiato su programmi creati dal sistema regionale, in cui Crispi è un delinquente, un assassino, un massacratore di siciliani, Garibaldi, massone, vabbè, questo è l'ultimo dei problemi. Quando tu hai le armi nelle mani non hai bisogno neanche né di triangoli né di righe per terra, spari e basta. Bicchi sarebbe un assassino. Tutte le cose che noi a poco andiamo scoprendo nella nostra vita le sapremmo già alle elementari, e quindi avremmo fatto che cosa? Acquisito una coscienza siciliana, avremmo rafforzato la nostra identità. Lo Stato ha evitato che questo accadesse, non passando mai questa competenza alla Regione. Nessuno gli ha chiesto: me la dai per favore questa competenza? Ma di questo parleremo alla fine. In questo orologio di cui vi ho parlato, come in tutti gli orologi a carica, c'è il bilanciere, che è il cuore dell'orologio. A noi lo hanno levato, sfilato dallo statuto nel 1955. Einaudi, Presidente della Repubblica, ci travagliò dal primo giorno in cui diventò deputato, quando approvarono la Costituzione italiana. Fu l'unico a firmare no alla costituzionalizzazione del nostro statuto, perché aveva capito una cosa, che in quelle condizioni lo Stato e la Regione erano uguali, perché questa è la verità. Nel 1946 lo Stato italiano e la Regione siciliana erano uguali. Che cosa li rendeva uguali? Il bilanciere, l'Alta Corte, quello strumento costituzionale che giudicava le leggi dello Stato nei confronti della Regione e della Regione nei confronti dello Stato. Non ebbe pace fino a quando questa Alta Corte fu soppressa. Come fu soppressa? Con l'entrata in vigore della Corte Costituzionale. Però, come era composta l'Alta Corte? Intanto era un organismo paritetico, tanti di qua e tanti ne nomina la Regione e tanti ne nomina lo Stato. Il che vuol dire che questo organismo decide su un piano di equiordinazione, il che vuol dire che siamo di fronte a due realtà uguali, la Sicilia e lo Stato. Quando avviene questo assorbimento, sul quale abbiamo tante cose da dire per quanto riguarda la successione delle leggi dello spazio, che cosa succede? Scompaiono i giudici di nomina siciliana. E non è una cosa da niente. Voi sapete, quando c'è la nomina dei giudici laici, che cosa succede in Parlamento per avere i propri giudici? Dire che è una rissa indecorosa e indegna è poco. Eppure i nostri sono scomparsi, perché ogni partito vuole il suo. I nostri sono scomparsi in silenzio. Da quel momento che succede? Che la Corte Costituzionale comincia un lavoro di elaborazione, di eliminazione di una serie di percorsi per rendere quanto più possibile la Sicilia uguale prima alle altre regioni e poi alle regioni a statuto ordinario. Vi voglio fare un esempio solo di questo effetto, di una sentenza della Corte Costituzionale che è veramente esemplare. Qual è per il debitore il migliore creditore? Lei è un imprenditore, quindi qual è il migliore creditore per lei che ha un debito? Qual è? Quello che le consente di pagare se e quando vuole. Un creditore così è bellissimo per il debitore, proprio l'ideale. La Corte Costituzionale ha fatto questo lavoro. L'articolo 38 della nostra Costituzione, del nostro Statuto, stabilisce che lo Stato ogni anno deve versare alla Regione una somma
tale da equiparare, alleviare, eliminare il gap tra il prodotto interno lordo siciliano e quello nazionale. Quindi, e stabilisce anche che con legge dello Stato si stabilisce come. Gliene puoi dare a 100 lire, a 10 lire, a 50 lire, a benzina, gliene puoi dare a dolcini. Questo è un fatto che riguarda lo Stato. La Corte Costituzionale ha stabilito che lo Stato decide come darli e quando darli. Dal 1990 noi non becchiamo una lira, perché giustamente il creditore dice: ma scusa un minuto, se io devo decidere come darli e se darli, perché li devo dare? Quindi oggi noi ci troviamo con un credito maturato dal punto di vista tecnico e verificato da nostri studiosi dell'economia, in uno studio che la mia associazione ha commissionato, ad avere un credito di 154 miliardi di euro. Cioè lo Stato italiano si mantiene sulla nostra povertà. Perché se già lo Stato italiano per dare 3 miliardi di euro alla Comunità Europea deve fare salti mortali, che cosa dovrà fare il giorno che dovrà restituire questi soldi? Perché li dovrà restituire. Lui dice: ma come? Ve lo dico subito. Non è che adesso noi improvvisamente, come si fece nel 1943, prendiamo le armi e cominciamo a sparare. Non c'è più bisogno, grazie a Dio, adesso ci sono una serie di presidi e di cautele di ordine e istituzioni di ordine internazionale che ti dicono: beh, c'è un concetto di autodeterminazione dei popoli, di rispetto, che hanno la loro importanza. Una sentenza pronunciata dalla Corte Suprema del Quebec, del Quebec, a proposito del tentativo del Quebec di staccarsi dal Canada, ha stabilito questo principio: quando uno Stato non consente a una parte di esso di conseguire il proprio progresso economico, sociale, politico e quant'altro, questa parte dello Stato ha il diritto di secedere, di andarsene. Allora, delle due l'una: noi metteremo lo Stato in questa condizione, gli faremo i conti, e questi non sono i soli che ci deve, attenzione, gli faremo i conti, glieli porteremo e gli diremo: che vuoi fare? Ci dai l'ANAS, ci dai le ferrovie, ci dai i porti, ci dai i cantieri, ci dai tutto, tutto, e te ne vai, oppure ce ne andiamo noi. Altri due argomenti che riguardano il cuore dello Statuto, di cui parla il nostro buttafuoco, sono l'articolo 20, di cui ha parlato, e l'articolo 31, che riguarda i poteri di polizia. Qual è la più alta autorità dello Stato in Sicilia? Il prefetto? Perché il presidente? E allora, la realtà giuridica è che la più alta autorità dello Stato in Sicilia è il presidente della regione. La conseguenza giuridica è che i prefetti dal 16 di maggio del 1946 non dovrebbero esistere in Sicilia. E che fino a quando esistono, se esistono, sono soggetti al coordinamento del Presidente della Regione secondo una norma alto commissariale del 1944. Il che vuol dire: no, che il prefetto chiama il Presidente della Regione, che il Presidente della Regione dice: Beddo, scusate il francese, presentati. I prefetti oggi, di fronte all'insipienza, la debolezza, la stupidità, la pagliacceria dei nostri presidenti, spatoliano, come si dice dalle nostre parti. No, c'è di più. In Sicilia non dovrebbe esistere nessun ufficio statale, sempre per questo articolo. Se c'è un ufficio statale che deve stare, lo comanda il Presidente della Regione, in funzione di delegato dello Stato. Quindi, quale agenzia delle entrate? Quali porti e porticini e guardie costiere e guardie di qua e di là? Tutto questo non dovrebbe e non dovrà esistere. Perché disporre di tutti questi mezzi con una politica sana significa ricchezza. Un articolo, e l'articolo 31, ne ha parlato Erasmo Vecchio, anche qui il cuore spezzato della regione. Il capo della polizia
in Sicilia è il Presidente della Regione. Il capo della polizia in Sicilia è il Presidente della Regione, il quale comanda la polizia che disciplinarmente dipende da lui. Quindi i prefetti se ne vanno, i poteri si dividono tra Presidenza della Regione e sindaci, ai quali spetta, non che il sindaco va a giurare dal prefetto, il sindaco se vuole giura davanti al Presidente o all'assessore degli enti locali, se non giura è la stessa cosa, tanto non succede niente, ma il prefetto a casa. Qualunque ufficio regionale deve andarsene e lasciare qui armi e bagagli. Acquisite l'ANAS, acquisiti i consorzi, acquisite tutte le realtà. Finalmente, come ha fatto il Trentino Alto Adige, che dato che è statutariamente ricco, statutariamente ricco con questo stesso strumento, siccome l'ANAS ritardava nel sistema delle strade, se l'è comprata. Trentino Alto Adige si è comprato l'ANAS. Tutta salute. Noi non solo ci compreremo l'ANAS, ma ci compreremo tutto quello di cui stiamo parlando, tutti i trasporti di qualunque genere. A questo punto, se l'ANAS ha delle carenze di pianta organica, e ne ha, e qualcuno ne ha, le assumiamo noi, diventano impiegati nostri, come tutto il resto del meccanismo. Un'ultima cosa che per me è la più importante di tutte, e lo dico guardando negli occhi, se c'è ancora qui, se non ha avuto il tempo di andarsene, Mariano Ferro. L'articolo 14 dello Statuto facolta, e quindi obbliga, perché la regola è tu puoi, quindi devi. La Regione a difendere, valorizzare i prodotti agricoli e industriali e le attività commerciali. È un dovere, non è una facoltà, non è una cosa che posso, ora la faccio, domani la faccio. L'esercizio di questa facoltà significa che non arriva grano pieno di glifosato a Pozzallo, a Catania, a Santo Stefano di Camastra, che l'olio tunisino se ne sta a Tunisi, che l'olio egiziano se ne sta in Egitto, che le arance inglesi, che le arance argentine stanno in Argentina, che le ciliegie peruviane restano in Perù, perché l'ingresso di queste, posso chiamarle materie, nel nostro sistema è la morte del nostro sistema, e a lungo andare è anche la nostra morte, perché questi prodotti hanno in sé un quid di veleno che i nostri non hanno, a meno che, imparando anche noi la lezione dei peggiori, diventiamo peggiori pure noi. Ma se noi invece consentiamo al sistema dell'agricoltura di svilupparsi armoniosamente, senza costrizioni, senza mafie, senza babbie, senza giochetti, noi diventiamo prima di tutto i produttori per la copertura integrale del nostro fabbisogno e poi dei grandi esportatori. Se io vi dico che noi produciamo in Sicilia meno cereali di quanti ne producevamo sotto l'impero romano, voi come vi sentite? Sotto l'impero romano la Sicilia era l'Orreum Italia, il granaio d'Italia, noi producevamo più cereali di quanti non ne produciamo oggi, perché qualcuno ha pagato gli agricoltori perché non producessero. Il risultato è che ci vogliono togliere la capacità di pescare per domani darci il pesce e diventare noi debitori loro. Ora, questo è un argomento di riflessione che tutti quelli che restano a casa quando si va a votare devono maturare. Perché accade tutto questo e non accade in Trentino? Forse che noi siamo
figli di Lombroso, ha ragione Lombroso che siamo esseri inferiori e quindi non siamo in condizione di esercitare le nostre difese, di usare i nostri mezzi mentre gli altri lo sono. Qui c'è una condizione diversa, che è la condizione dell'intermediario parassitario, che è il politico regionale. Quando vedete un politico regionale dovete pensare che è un esecutore di ordini che vengono da fuori. Lui non ha nessun potere se non quello di quel poterucolo che gli viene dato in cambio del lavoro che fa. La tabella H per esempio del bilancio regionale, dove ci sono tante cosine che il politico miserabile distribuisce ai miserabili, e quindi per questo è come si chiama, un governo fantoccio in un paese occupato, in cui dice vabbè, tu governi, intanto ti diverti un po' con i mezzi che io ti do a disposizione, però ricordati, quando io ti dico una cosa tu la devi fare, quando io ti dico che non la devi fare, non la devi fare. Se noi ci convinciamo che questa gente non è quello che sembra, sono impiegati, non sono politici, lo fanno attraverso la politica, ma fanno un lavoro. E allora, per esempio, i ragionamenti che io vi ho fatto, qui avete voi un rappresentante fondamentale del siracusano, del sistema regionale, c'è qualcuno che addirittura presiede la commissione bilancio. Avete mai sentito parlare lui di 154 miliardi di debiti? Di questo problema ve ne ha parlato mai? No, probabilmente vi parlerà, che so. Ora vediamo questo contrattino, ora vediamo se vi posso dare questi 100.000 euro, 100.000 già so assai, questi 70.000 euro per il vostro club, per il vostro... Tutto questo è la condizione in cui noi siamo. E qual è la condizione? Me l'ha spiegato un professore col quale ho fatto una gita in Trentino Alto Adige. Voi siete come le rane bollite, mi disse. Come si permette? La rana bollita. Io lo spiego subito. È un esperimento cruento che io vi descrivo e che voi, vi prego, non lo dovete fare mai. Prendete una comune pentola dove fate gli spaghetti, la riempite a metà di acqua, la mettete sul fornello, accendete a fuoco lentissimo, cacciate dentro questa acqua una rana viva. L'acqua, a poco, lentissimamente, comincia a riscaldare. Sempre più calda, sempre più calda, sempre più calda. La rana che fa? La rana si fa bollire, la rana non lo capisce, la rana muore. Questo, secondo lui, sono i siciliani. Assuppano e si lasciano morire. Io non credo che sia così, è per questo che noi stiamo facendo questo tentativo. Allora, ringraziamo Franco Busacchi e adesso passo la parola a Nino Gallone. Grazie. Grazie. Allora, mentre nel mondo è cresciuta in questi ultimi tempi una consapevolezza di doversi cambiare le politiche economiche, perché la Cina, la Russia, l'India hanno popolazioni non solo più giovani, ma che si aspettano di vedere incrementati i livelli occupazionali e quindi una adeguata crescita economica, l'unica realtà importante del pianeta che è rimasta abbarbicata su posizioni diverse è proprio l'Europa. Il paradigma su cui si è basata la crescita di questa Europa, almeno dopo la fine degli anni 70, in particolare dopo il G7 del 79, G7 di Tokyo, e poi in seguito fino poi a comportare l'assunzione del
della moneta unica, di cui poi dirò qualcosa al proposito fra pochissimo, è basato sul principio emerso in questo importante G7 del 79, in cui, contrariamente a quello che si era portato avanti nei 35 anni precedenti, quindi dal 1944, accordi di Bretton Woods, al 1979, appunto G7 di Tokyo, che fu un'esperienza, come ricordava Beppe prima, di capitalismo espansivo. Forse non era il migliore dei mondi possibili, forse non era il massimo, ma certamente ha assicurato sviluppo, ha assicurato elevati livelli occupazionali, ha assicurato un welfare universale che da una parte sgravava la classe media delle spese più importanti per una famiglia, e cioè l'istruzione dei figli, le cure sanitarie, i trasporti, eccetera, e quindi liberava risorse per i consumi, e i consumi significava aumentare i livelli occupazionali, e aumentare i livelli occupazionali grazie ai sindacati che allora facevano il loro mestiere significava far crescere i salari, e far crescere i salari significava trasformare i lavoratori in generale in classe media. Quindi cresceva questa classe media e con essa crescevano livelli di consapevolezza, partecipazione in politica, eccetera. C'erano tante cose che non andavano, poi se volete ci possiamo tornare sopra, ci sono approfondimenti lì nei miei libri che sono disponibili per fare questi approfondimenti, ma adesso voglio rimanere sulla questione dell'Europa. Dunque, che cosa si decide a questo G7 del 79? Si decide, contrariamente a quello che era successo fino a quel momento, che ciascun paese dovrà essere responsabile della propria bilancia dei pagamenti. Fino a quel momento, se un paese era debole, cioè importava troppo ed esportava poco e quindi creava un disavanzo, veniva aiutato con interventi finanziari, consentendogli di svalutare la sua moneta in modo di rendere più competitive le esportazioni e più costose le importazioni. Viceversa, un paese forte che esportava tanto e importava di meno veniva spinto a incrementare il valore della propria moneta per esportare di meno e importare di più. Il paese che importava più di tutti era quello che era il paese egemone, cioè gli Stati Uniti d'America, i quali registravano dei sistematici disavanzi commerciali per aiutare gli alleati. Cioè vigeva il principio che chi era forte doveva esprimere solidarietà e così legittimava il proprio primato, la propria egemonia. Io entrai in quell'anno nella pubblica amministrazione italiana come funzionario di ruolo, avendo vinto un concorso l'anno precedente, e una delle prime cose che mi affidarono riguardava seguire l'ingresso della Spagna, del Portogallo e della Grecia nella comunità economica europea. E allora io domandavo ai miei superiori: ma perché noi italiani, che siamo quelli che ne avremo più danno dall'ingresso di questi paesi nella Commissione, nella comunità europea, siamo quelli che più di tutti si battono per questo ingresso? Soprattutto il problema era la Spagna con le pelletterie, industrie tradizionali, eccetera. Grecia e Portogallo ovviamente erano meno minacciose per quanto riguardava la concorrenza nei prodotti della manifattura tradizionale. Perché mi dissero: noi siamo più forti e quindi dobbiamo fare delle rinunce se vogliamo vedere crescere l'Europa. Quindi questo concetto di solidarietà viene abbattuto in quello stesso anno, il 79, e si passa a che cosa? Al fatto che, come ho accennato, ciascun paese deve essere responsabile della propria bilancia dei pagamenti. Quindi se un paese è debole e perciò ha un disavanzo commerciale, non potendo più svalutare la moneta, perché intanto si vogliono reintrodurre i cambi fissi o semifissi, ma adesso non entriamo nel dettaglio, come fa a riequilibrare la bilancia dei pagamenti a fronte del disavanzo commerciale? Deve attirare i capitali.
quindi dovrà aumentare il tasso di interesse per attirare i risparmi di quegli stessi paesi che sono forti perché hanno dei tassi di interesse bassi e quindi fanno quegli investimenti in tecnologia e innovazione che il paese debole non può più fare. Quindi che cosa succede? Che mentre nel modello precedente, quello uscito da Bretton Woods e che ha funzionato egregiamente per 35 anni, il debole viene soccorso dal forte e il forte fa delle rinunce e si chiama solidarietà internazionale, che poi ha ovviamente le sue declinazioni a livello nazionale con il welfare state e quant'altro. Adesso il paese forte diventa sempre più forte e il paese debole diventa sempre più debole. Si liberalizza il movimento dei capitali perché i paesi forti vogliono vedere valorizzati i propri risparmi, ma non aumentando il tasso di interesse interno, andando a comprare i titoli nei paesi deboli che devono aumentare il tasso di interesse per attirare i capitali. Questo non è un vero equilibrio. Sì, dal punto di vista contabile, economico-finanziario produce un equilibrio, ma dal punto di vista sociale, politico ed economico in senso stretto un grande squilibrio. La prova qual è? La prova è che mentre il modello economico di Bretton Woods del keynesismo espansivo, del capitalismo espansivo, dura 35 anni e verrà messo in crisi per ragioni che poi dopo, adesso non ho tutto questo tempo per approfondirle, ma dura 35 anni, quest'altro dura fino al 92, cioè dal 79-80, nell'80 entra a regime, da noi in effetti è l'81 quando il ministro Andreatta scrive al governatore della Banca d'Italia che non è più costretto a comprare i titoli con cui lo Stato finanzia le sue spese a basso tasso di interesse. Quindi il Tesoro rinuncia nell'81, grazie a questa lettera, all'indirizzo della politica monetaria che dipende non dalla quantità di moneta che si stampa, perché la moneta circola, ci sono alternative alla moneta statale, poi come vedremo, tipo allora le cambiali, gli assegni postdatati, quindi non è che le autorità monetarie controllano la moneta attraverso le emissioni, controllano attraverso il tasso di interesse. E il tasso di interesse era basso perché lo stabiliva il Ministero del Tesoro, basso perché doveva farsi comprare dalla Banca d'Italia, che per farlo stampava la moneta, quello che gli serviva per fare funzionare le istituzioni. Quel sistema, che è stato in vigore fino all'81, ci ha consentito di finanziare le autostrade, le ferrovie, la scuola, gli ospedali, la ricerca, l'università, le partecipazioni statali. Quel sistema è servito per fare grande l'Italia. Quel sistema fu abbattuto nel 1981 per una scelta lucida di Ciampi, di Andreatta, di Carli, di Prodi e di tutti quanti che dicevano che bisognava combattere la corruzione, perché quel sistema consentiva alla classe politica corrotta e clientelare, democristiana e socialista di far crescere troppo il paese. Bisognava fermarli per ottenere che cosa? Che l'Italia non sprofondasse nel Mediterraneo, nella corruzione e nel clientelismo. E quindi bisognava togliere alla classe politica corrotta e clientelare lo strumento più importante che sono gli investimenti pubblici. Il mio maestro Federico Caffè, il giorno dopo quella decisione, mi disse: questo è un errore da sottolineare 2 volte con la matita blu. Speriamo che non buttino via il bambino, cioè lo sviluppo economico, con l'acqua sporca, cioè con la corruzione. Poco prima di scomparire nell'87 mi disse: caro mio, hanno buttato via il bambino con l'acqua sporca. Io a distanza di decenni vi posso dire, senza tema di essere smentito, che il bambino, cioè lo sviluppo economico, è stato buttato via e che l'acqua sporca, cioè la corruzione, ce la siamo tenuta.
Questo vuol dire che quel modello comportamentale che i miei amici del Movimento 5 Stelle hanno mutuato è fallimentare. Non è quello il modo di combattere la corruzione. All'inizio degli anni '80 io mi proposi politicamente con un progetto completamente diverso che diceva: puntiamo sullo sviluppo economico, perché con più alti livelli occupazionali, con una pubblica amministrazione che funziona, produrremo una società dove i padri non devono andare a elemosinare dai politici i posti per i figli, dove i cittadini non devono andare dentro gli uffici a implorare un certificato. Quella era la lotta alla corruzione, un grande e profondo sviluppo economico. Mi dissero: Galloni, tu, persona onesta, persona per bene, persona preparata, ti vuoi mettere alla testa di un esercito di delinquenti, di corrotti? No, non te lo consentiremo, e non me l'hanno consentito. Il risultato però non è stato così positivo e io sono ancora convinto che invece un percorso di sviluppo economico e di crescita sia l'unico che ci può permettere di ridurre, diciamo, nei limiti di quello che sono le medie internazionali, questo gravissimo e tormentato fenomeno che va sotto l'etichetta della corruzione con tutti gli annessi e connessi. Ma pensare che si combatta la corruzione non facendo le grandi opere, non facendo gli investimenti, non facendo le Olimpiadi, non muovendo l'economia, non aiutando i giovani, non ripristinando strategie industriali degne di questo Paese, è un errore marchiano. Allora, il modello europeo è un modello che si basa fin dal 1979 sulla deflazione, perché i paesi devono aumentare le loro esportazioni ed essere competitivi all'esterno a costo di pagare sempre meno la forza lavoro e di favorire la disoccupazione interna. Questo è il modello europeo, questa è l'Europa, questo è ciò a cui è stato costruito l'euro. Ma badate bene, la colpa non è dell'euro, non è l'euro, è il modello economico europeo che va smantellato se vogliamo ripristinare un discorso di crescita nello sviluppo. Soprattutto noi paesi mediterranei che abbiamo questa grande potenzialità intellettuale, demografica, eccetera, e registriamo tutto il contrario, cioè i giovani vanno via, devono emigrare. Allora, il nemico non è l'euro, il nemico non è l'Europa, il nemico sono le politiche deflattive di riduzione degli investimenti, dei salari e dell'occupazione, che però sono necessari nel modello economico europeo, che è in contrasto con quello che stanno cercando di fare, con limiti su cui adesso non vi posso intrattenere, ma che comunque va in parte nella direzione giusta, la Cina, la Russia e, da quello che sembrava all'inizio, l'America di Trump, perché Trump ha vinto le elezioni negli stati industriali tradizionalmente elettori del Partito Democratico, perché ha detto agli operai e ai sindacati: basta di aiutare gli alleati, basta di aumentare le importazioni di prodotti che possiamo produrre noi, io voglio far crescere l'occupazione interna e i salari interni, voglio negare il modello deflattivo di tipo europeo, voglio tornare a un'America che cresce. E così ha convinto i sindacati, e così ha convinto gli operai, e così ha vinto le elezioni. Poi qualcosa lì è andato storto, ma anche questo non ho tempo di approfondirlo perché devo seguire un certo filone. Ma perché in Europa non riusciamo a cambiare questo sistema? Ma perché le multinazionali di cui parlava prima Beppe hanno infiltrato le istituzioni con i loro uomini, hanno sostituito i dirigenti di carriera per metterci dei loro portaborse, controllano i governi perché la Goldman Sachs, e non solo la Goldman Sachs, tanto per fare esempi, hanno i loro ministri, hanno i loro uomini, gli uomini delle banche sono lì. Quindi non possiamo chiedere all'Europa e a questi partiti di risolvere il problema, perché loro sono il problema.
E andiamo avanti. Il ruolo della Sicilia a questo punto qual è? È duplice. Da una parte la Sicilia deve riuscire a sostituire importazioni e limitare il discorso delle esportazioni a quello che gli altri non sanno fare, ma soprattutto deve andare avanti in un percorso di crescita del prodotto biologico, del prodotto tradizionale, eccetera, che in parte già sta facendo, ma sono movimenti in tutta Italia che nascono dal basso. Quando eravamo ragazzi noi, tutti volevano scappare dall'agricoltura, non volevano fare gli agricoltori come i loro padri, volevano fare tutt'altro. Oggi invece i giovani rimangono sulla terra, vogliono fare il biologico, il biodinamico, ci credono. Ma questo è stato un grande movimento, ma del tutto spontaneo. Non è stata una linea strategica di politica economica di qualche governo illuminato, neanche un po', neanche lo sapevano. Quando andavano in TV a raccontare che c'era la ripresa perché era aumentata l'occupazione dello 0, perché era aumentato il PIL dello 0, non sapevano nemmeno che c'era stato un aumento dell'occupazione in agricoltura in Italia dovuto a questo movimento del 3%, che cioè del 3,2%, che cioè era un qualche cosa di significativo dal punto di vista macroeconomico. Non lo sapevano neanche, se no sarebbero andati a raccontare, magari cercando di ottenerne la paternità almeno morale, ma non l'hanno neanche tentato perché non lo sapevano. Allora la seconda missione della Sicilia è quella di forzare il dialogo fra Est e Ovest, fra Russia e Stati Uniti d'America, fare accordi con la Cina per le infrastrutture. Sono pronti. Noi poi ritornerò parlando della moneta complementare, degli investimenti strategici, eccetera, perché il discorso è molto serio, come si finanziano queste opere, altro che. E allora, qual è il nuovo paradigma, Beppe? Noi dobbiamo smetterla di parlare di lavoro, dobbiamo smetterla di parlare di piena occupazione. Il nostro obiettivo deve diventare il pieno soddisfacimento dei bisogni della società. Abbiamo milioni di posizioni lavorative che andremo a stimolare così, nella cura delle persone e dell'ambiente, nel recupero del patrimonio esistente, nella valorizzazione di quello che abbiamo. Ma l'obiettivo è dare risposta ai bisogni di cura, ai bisogni di manutenzione, ai bisogni di ristrutturazione, e i posti di lavoro discenderanno così, che non è inutile chiedere lavoro, occupazione, non funziona. È il contrario, noi dobbiamo proporre la risposta piena ai bisogni della società, che sono immensi. Ho calcolato che per rispondere ai bisogni della società italiana avremmo bisogno di 7-8 milioni di posizioni lavorative aggiuntive, ovviamente da stimolare nel tempo, ma li dobbiamo formare, perché poi ci troveremo davanti al problema di come li assumiamo. Allora, come finanziamo queste cose? Abbiamo 3 strade. La prima è ripristinare l'esercizio della sovranità dello Stato. I trattati europei, sottoscrivendo i trattati europei, non possiamo emettere autonomamente euro, cioè moneta avente corso legale nell'Eurolandia, ma non c'è scritto da nessuna parte che non possiamo emettere, attenzione, non stiamo parlando di banconote, stiamo parlando di biglietti di Stato. Non li abbiamo più stampati. Ma perché non li abbiamo più stampati? La moneta metallica era rimasta di competenza degli Stati, quella pure viene autorizzata dalla BCE secondo certi plafond. Poi vai a capire perché in Austria si è autorizzata più moneta metallica che in Italia, che sono molti di meno di noi. Vabbè, misteri. Ma lo Stato può
stampare tutti i biglietti che vuole, tutta la moneta metallica che vuole, tutta la moneta elettronica che vuole, purché non pretenda che sia una valuta avente corso legale in tutta l'Eurolandia. Questo non lo possiamo fare perché abbiamo sottoscritto i trattati, ma nessun trattato abbiamo sottoscritto che ci privi di sovranità monetaria. La sovranità monetaria dello Stato esiste, che poi non l'abbiano esercitata è un altro discorso. Questo tipo di emissioni saranno non a debito, non a fronte di un aumento del debito pubblico, sarà cioè una moneta il cui segno algebrico sarà lo stesso delle tasse e opposto a quello delle spese. Conseguentemente, dal punto di vista algebrico, determinerà il pareggio di bilancio e non avremo neanche bisogno di cambiare quell'obbrobrio dell'articolo 81 della Costituzione, che è contro tutto il resto della Costituzione, visto che abbiamo votato per la difesa della Costituzione. Dovevamo anche abrogare l'articolo 81, ma lasciamo stare. Ma non c'è bisogno di abrogarlo, perché se io aumento la spesa pubblica di 100 a fronte di cioè io ho per esempio entrate fiscali per 80 e voglio portare la spesa pubblica a 100, ho un fabbisogno di 20. Se io quel fabbisogno lo copro con emissioni di moneta sovrana, se le tasse le ho scritte col più, anche questa lo scriverà col più. 20 più 80 uguale 100 e ho fatto il pareggio di bilancio. Non c'è nessun problema. Non c'è niente che contrasti con questo, tranne quel buon senso che ci deve spingere a non coprire tutte le spese del mondo così. Se sappiamo qual è il limite di queste emissioni? L'assorbimento della disoccupazione, la presenza di capacità produttive e tecnologiche inutilizzate. Ma oggi abbiamo tanta disoccupazione, abbiamo tante capacità produttive e tecnologiche non utilizzate, quindi non c'è nessun pericolo di inflazione. L'inflazione nasce perché lo Stato immette una moneta rispetto alla quale poi non ci sono i beni e i servizi da comprare, allora scoppia l'inflazione. Ma se c'è la disoccupazione e ci sono le capacità produttive inutilizzate, non scoppia nessuna inflazione. Faccio un esempio qui dentro. Sapete qual è la più grande differenza fra l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea? È il numero dei dipendenti pubblici, perché su una popolazione quasi uguale di circa 60 milioni, i francesi ce ne hanno 6 milioni di dipendenti pubblici, gli inglesi ce ne hanno quasi 6 milioni e noi ce ne abbiamo 3 milioni e poco più. Quindi che vuol dire? Che questi 3 milioni devono fare il lavoro che negli altri paesi fanno il doppio del personale, e questo non è possibile, lo sappiamo. Allora tutti i mass media, tutti stanno a guardare che cosa? Quell'1%, perché li ho contati, sono 30.000, di delinquenti, furbetti che non vanno a lavorare, che fanno male il lavoro, che fanno disastro, eccetera. Quello fa notizia ovviamente, e tutti i dipendenti pubblici devono portare questa croce. Nessuno si occupa di quell'altro 99% che invece lavora e tiene in piedi la baracca e dovrebbe essere affiancato da un altro 99%, da un altro 50%. Vogliamo dire 1 milione? Vogliamo dire che assumiamo 1 milione di giovani laureati? Perché noi abbiamo meno laureati e nonostante tutto più disoccupati laureati? Perché il grande assorbitore di laureati in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Giappone, eccetera, è lo Stato, sono le pubbliche amministrazioni. Quindi i nostri giovani emigrano, i nostri giovani laureati emigrano perché non viene fatta una politica di assunzione nelle pubbliche amministrazioni adeguata alle esigenze della popolazione, della società, delle amministrazioni stesse. E sapete che cosa ci costerebbe l'assunzione all'anno di 1 milione di nuovi addetti? 25 miliardi di euro. Ma per il nostro bilancio, per il nostro PIL, per il nostro Paese, 25 miliardi di euro è una goccia d'acqua, è una sciocchezza, non è un problema. E sono queste le cose che noi dobbiamo cominciare a proporre e a pensare di fare. Secondo, le banche. Le banche devono essere banche di credito,
banche di credito, non banche che fanno tutto, speculazioni, vendono titoli, stranezze, cose strane, speculazioni immobiliari, fanno di tutto le banche tranne il credito. Qui in Sicilia avete perso una tradizione che bene o male c'era, la dovete recuperare, quindi si devono ripristinare banche, ma che siano banche di credito, cioè noi dobbiamo fare in modo che quel momento iniziale, che è il credito moderno, che è moneta, che è il 97% della moneta in circolazione, che è creazione di moneta bancaria, vada a servire lo sviluppo produttivo, non altre speculazioni e compra di titoli speculativi, eccetera. Perciò quando si dice che bisogna ripristinare la netta separazione tra la banca di credito e la banca finanziaria, si dice una cosa giustissima, ma questa netta separazione deve seguire, non anticipare, il monitoraggio dei flussi. Cioè io devo sapere che la banca di credito crea moneta per finanziare lo sviluppo, non per finanziare l'acquisto di titoli speculativi. E questo lo devo fare a monte. Dopodiché reintroduco la netta separazione tra l'attività creditizia e l'attività finanziaria. Terza cosa, la moneta locale. Facciamo un esempio per capire di che cosa stiamo parlando. Qui siamo a Siracusa, io sono stato portato, mi ricordo, l'anno scorso, da degli amici locali a vedere un bellissimo tempio abbandonato, quindi siamo saliti sul muretto, abbiamo visto che c'era lì dietro, eccetera. Cioè, non ci sono i soldi, non si capisce perché non ci siano i soldi dello Stato, non si capisce perché non ci siano i soldi di una banca che faccia il prestito, ma se noi pensiamo a regime quel bene, quanti ingressi, quanti biglietti, quanto ci frutterà come reddito, noi oggi anche un consorzio di privati o un consorzio pubblico-privato o un consorzio di comuni o la stessa regione può emettere una moneta complementare che poi recupererà via via che a regime, dopo che saranno state fatte le opere di ristrutturazione, di recupero, di messa in sicurezza, eccetera, eccetera, verranno dalla vendita dei biglietti e dalla valorizzazione di questo bene. Ma intanto questa moneta complementare servirà per pagare quelli che stanno facendo la manutenzione, il recupero, la messa in sicurezza, eccetera. Se no non abbiamo soldi. Non abbiamo soldi oggi, è come dire non abbiamo chilometri per costruire le strade, non c'entra. Dicono che non abbiamo i soldi per fare la manutenzione delle strade ed è un'altra sciocchezza. I soldi ci sono, però dobbiamo capire qual è il meccanismo attraverso il quale si producono. Parliamo di cose più grandi, parliamo di grandi opere. Allora, io ho fatto uno studio anni fa, che è stato adottato dall'Enea e poi è stato presentato diverse volte all'estero, per il tunnel sotterraneo ferroviario merci da Capobon a Mazzara del Vallo. Sono una novantina di chilometri e come l'avevo finanziato? Almeno all'80% veniva finanziato con la vendita anticipata dei biglietti, cioè tutte le ditte eccetera eccetera compravano i biglietti di trasporto merci e diventavano azionisti o obbligazionisti di questa iniziativa. Quindi avevamo i quattrini per iniziare l'opera. Oggi con le attuali tecnologie queste cose non è che ci vogliono più 20 anni, quindi si arriva al break-even point rapidamente, e questa cosa poteva essere, se non finanziata totalmente con questo meccanismo diciamo così, di moneta complementare, poteva essere finanziato all'80%, il resto ce lo mettevano i privati o il pubblico o una cosa mista. E il ponte dalla Calabria a Francavilla, non lo chiamo ponte di Messina perché secondo me porta male, anche perché a tutti interessa tranne che ai messinesi, però è un'opera fondamentale quando c'è tutto un grande corridoio africano che a noi serve. E chi si oppose quando si cominciò a tentare di fare il ponte sullo stretto? La Germania,
fu una delle prime cose che chiese a Monti di abolire come programma di governo. Perché? Perché avrebbe spiazzato il porto di Amburgo. E quindi noi che siamo? Sottoposti alla Germania, che per favorire il porto di Amburgo non possiamo valutare quali sono le nostre infrastrutture prioritarie e necessarie, per non parlare delle strade, per non parlare delle ferrovie, per non parlare di tecnologie sempre più avanzate che ci potrebbero consentire di passare a treni a levitazione magnetica direttamente, che sono molto più pratici e veloci e su cui i cinesi sono all'avanguardia, hanno fatto delle cose straordinarie, ci sono anche in Giappone. Stanno facendo accordi con gli Stati Uniti d'America per introdurre questi treni a levitazione magnetica che vanno quasi alla velocità degli aerei, però parti dalla stazione, arrivi alla stazione. Terzo insieme di considerazioni, e mi avvio alle conclusioni, gli investimenti strategici. Oggi l'umanità possiede delle tecnologie straordinarie che potrebbero consentire a tutti quanti e anche a molti di più di vivere bene su questo pianeta. Ma ci sono dei conflitti che vedono protagonisti quelli che vogliono continuare a guadagnare dalle vecchie tecnologie, quelli che temono che l'introduzione di queste tecnologie, energia a costo zero, aumento del flusso energetico, eccetera, eccetera, impediscano un ragionamento che per loro è prioritario di riduzione della popolazione del pianeta. Perché ci sono ecologismi e centri finanziari che stanno ipotizzando che dobbiamo diventare 700 milioni. Dopodiché tireranno fuori queste tecnologie. Ma intanto dobbiamo morire di malattie, di medicine che non vengono somministrate, di guerre inutili, eccetera. Però rispetto a questo bisogna opporsi, perché le tecnologie avanzate esistono. Faccio un esempio di cui già avevo discusso a Roma quando ci furono le elezioni comunali. La prima cosa da fare è rifiuti zero, cioè apparati di pirolisi che utilizzano qualunque cosa per produrre energia elettrica e syngas. Come si finanziano questi apparecchi che possono costare da pochi a parecchie decine di milioni di euro? Visto che, scherziamo, i soldi non ci sono, se lo Stato o la Regione o chi per loro non vogliono fare una programmazione strategica. È molto semplice. Diciamo che vanno a regime economico ogni 20.000 abitanti, cioè i rifiuti che conferiscono 20.000 abitanti fanno sì che questi apparati funzionino bene. Questi apparati di pirolisi che non hanno emissioni neanche di anidride carbonica, si svolge tutto, si trasforma tutto all'interno, emettendo invece solo energia elettrica e syngas. Oggi noi mediamente a famiglia paghiamo oltre 200 euro per la raccolta dei rifiuti. Ok? Se questi stessi denari per 10 anni fossero capitalizzati, nel senso che il comune emette una moneta corrispondente ai 2.000 euro per 10 anni a famiglia, a gruppo familiare, eccetera, moltiplicato per 20.000 persone, vedete che abbiamo finanziato l'apparato di pirolisi. Con la piccola differenza che noi cittadini siamo gli azionisti, che non vediamo più un pezzo di carta in giro, che abbiamo l'energia elettrica gratis a casa. E queste sono le scommesse, questo è ciò che è in ballo. Ma capite che ci sono delle forze che contrastano questa soluzione. Ma tra le prime cose che un'amministrazione locale deve introdurre è questo discorso di rifiuti zero, di energia a costo zero. Questo è il grande passo che cambia il territorio, cambia la percezione. Io ho fatto una passeggiata oggi per Siracusa, è sporchissima, è una delle città più sporche che abbia mai visto, è indecenza. E quella è tutta energia mancata, quella è tutto syngas mancato. In cambio di avere la città pulita avremmo l'energia gratis. Allora vogliamo mettere insieme le forze
politiche, intellettuali, morali, culturali e sociali che vogliono questa salvezza dell'umanità e contrastare quelle altre forze che vorrebbero la decimazione dell'umanità, che vorrebbero farci mantenere schiavi, che vorrebbero lasciarci nell'ignoranza e nella miseria. Grazie. Allora, intanto ringraziamo Nino Galloni che ha illustrato la sua filosofia monetaria, da competente, in modo realista, semplice e anche facile da capire. Ci sono adesso due interventi, uno di Luigi Crispino e uno di Garaffa, che inviterei al tavolo per l'intervento. E poi chi volesse intervenire mi fa segnale, insomma, può intervenire. Prego, Luigi Crespino. Buonasera a tutti. Stasera vorrei fare un atto di coming out, nel senso, diciamo, la leggenda metropolitana dice che io sono un imprenditore, che sono stato un imprenditore coraggioso e che gli italiani mi hanno fregato. Sostanzialmente è questo la leggenda metropolitana. Invece io qui, per la prima volta dopo 16 anni, riprendo l'argomento dell'impresa Air Sicilia, quindi della compagnia aerea, e devo smentire questi fatti. La compagnia aerea non nasce come atto imprenditoriale. La compagnia aerea Air Sicilia è un atto politico. Com'era politica la compagnia aerea voluta e non nata da Rino Nicolosi come Presidente della Regione, che fu bloccata dal ministro, dal Belzebù italiano, quindi da Andreotti, esattamente qualche mese prima di partire, e a cui Rino Nicolosi, Presidente della Regione, si dovette piegare perché le minacce erano enormi. Tutto questo era stato fatto da Andreotti e dal governo italiano a beneficio di Alitalia. Perché Air Sicilia è un atto politico? È un atto politico perché io pensavo che un uomo privato, libero da vincoli e da doverosi compromessi con lo Stato italiano, potesse avere in un libero mercato la possibilità di affrancare la Sicilia da una schiavitù, che non era solo la schiavitù del monopolio italiano, ma era anche la schiavitù di un mercato controllato che rendeva assolutamente non competitiva la Sicilia in termini di mobilità. La mia convinzione era che, muovendo la mobilità a prezzi accettabili, sia nel settore passeggeri ma anche nel settore cargo, il tentativo di fare l'aeroporto a Comiso privato, poi bloccato dal compagno Aiello, ne è un esempio, questo potesse dare un impulso non indifferente in termini infrastrutturali alla Sicilia. Ma questa era politica economica, era politica del territorio, non era ideologia. L'ideologia era un'altra. L'ideologia era che io volevo dimostrare che un siciliano, se vuole, può essere protagonista di se stesso, e se un siciliano solo riesce a essere protagonista di se stesso, un popolo lo può essere a maggior ragione. Il messaggio era questo. Ne è esempio la nascita del marchio. Io non sapevo come sarebbe finita, non volevo coinvolgere la bandiera siciliana in un eventuale fallimento, che
poteva essere probabile. E allora il marchio nasce come un'elica a 3 punte con i colori gialli, rossi e azzurri, l'azzurro del mare, quasi a mascherare quello che era il mio istinto fortemente autonomista. Io ringrazio il Presidente Busalacchi perché mi ha ricordato cose che in una qualche misura forse dopo 30 anni averle predicate, averle chieste, le avevo quasi dimenticate. Dopo 2 anni, quando la Sicilia cresce e si consolida, allora a quel punto io butto la maschera nel mio intimo, calo il brand giallo, rosso e blu delle 3 punte e alzo una trinacria su campo rosso col bordo giallo e che era alta 2,56 m. Credo che sia la trinacria che è volata più in alto per 8 anni. E questo è stato un atto politico e ideologico. In quel momento io ero convinto che il mio piccolo esempio avrebbe convinto i siciliani che si può essere protagonisti di se stessi, del proprio destino, e che si poteva chiedere l'attuazione dello Statuto, si poteva chiedere l'articolo 37, l'articolo 38, ma se ne potevano chiedere anche altri. Qual è l'errore che ha fatto il popolo siciliano? Mi ha visto come un imprenditore, non mi ha visto come un ideologo, come un innamorato della propria terra. La Sicilia non era un'impresa, era l'impresa, era la dimostrazione che noi ce la possiamo fare. E chi ci ha venduto? Sfatiamo anche questo mito. Non è stata l'Alitalia era alleata nostra, scambiavamo i biglietti. È stato Nicoletti di Siracusa, il presidente della SAC, noto fratello, noto massone. È stato Ivan Lobello che si affacciava, imprenditore dei biscotti che non esistono, è presidente di Confindustria, fratello insonno, come dire, una cosca occulta. Sono stati questi che ci hanno venduti e sono quelli che i siciliani vanno a cercare per avere un posto di lavoro, per pietire una prospettiva, senza sapere che si può anche, se solo si vuole, trovarsi la prospettiva senza andare, voglio dire una volgarità, a dare tutto al politico o al mafiosetto di turno. È stato citato Montante. Montante ha fatto fallire l'operazione Rinascita Winget perché ne voleva metà e siccome non gli è stata data, allora ha costretto Crocetta la Qualunque a fare fallire il finanziamento dell'Irpis, dopo aver fatto saltare anche Maiolino. Quindi quello che io chiedo oggi, ma non per noi, abbiamo una certa età, ormai non abbiamo più niente da chiedere né alla politica né alla vita. Il mestiere che io faccio con miglior successo è quello del nonno. Sono felice di farlo, però sono qui perché sono un nonno e perché io non voglio che il mio nipote debba seguire la strada di tanti ragazzi siciliani che sono costretti ad andare via. Vi prego, restate uniti e fate qualcosa per i vostri nipoti, non per altro. Grazie. Grazie a Crespino. Prego, Garaffa. Grazie, io sono Roberto Garaffa, sono presidente del Consiglio del Comune di Modica, ma sono soprattutto una persona semplice che viene dalla comunità più semplice. Mio padre era bracciante agricolo
Io lo sono stato fino ad oltre 30 anni. E per questo la prima cosa che mi chiedo è quello che si chiede a ogni cittadino che ci ascolta, voi presenti, in maniera molto distratta, stanco, arrabbiato, disperato, questo ogni singolo cittadino. Dice, ma questo gruppo, questo movimento, che cosa avrebbe di diverso dagli altri? Non è che per caso è qualche altro partito che si nasconde, che si camuffa? Non è che per caso siamo sempre nella stessa identica situazione per cui il fondoschiena lo mettiamo noi cittadini? Beh, io credo che chi ha ascoltato questi interventi di questi giganti ha già compreso che qui si parla d'altro, che qui si progetta seriamente. Io non mi permetto di entrare nuovamente nel merito, ma voglio sintetizzare in 2 punti quello che è stato detto perché è fondamentale. Primo punto, battaglia per la Sicilia, per il popolo siciliano. Cosa vuol dire? Contrariamente a quello che ci raccontano, vuol dire ridare dignità, applicare per la prima volta lo Statuto siciliano che è parte della Costituzione. E che cosa vuol dire applicare lo Statuto siciliano che è parte della Costituzione? Vuol dire, per esempio, faccio un solo esempio. Voi sapete molto meglio di me, anche perché nel siracusano questa realtà è molto viva, che delle multinazionali e non poche, e non solo quelli del petrolio, arrivano, devastano il territorio, lo inquinano, tolgono le speranze per sempre di un territorio, di un popolo, dei propri figli, devastano tutto, compreso la salute dei cittadini, perché si muore di tumore non solo in maniera molto più numerosa che nella media, distruggono un mito che è la Sicilia, un mito come riconosciuta una tra le migliori perle di tutto il Mediterraneo, mi verrebbe da dire la perla, e in cambio prendono le loro tasse e li pagano in Lombardia. In Lombardia. Ma cosa vuol dire? Tasse che sono il risultato di centinaia e centinaia di milioni di euro all'anno e che sicuramente avrebbero molta più dignità, lavoro dignitoso, come diceva il professore Gallone, lavoro dignitoso a questo territorio. Ridarebbero una speranza. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare, attraverso l'applicazione dello Statuto, una cosa molto semplice. Care multinazionali che avete distrutto i nostri territori, ci pagate gli arretrati, pagate le vostre tasse qui, altrimenti pagate il danno che avete fatto e via. E noi viviamo di turismo, di agricoltura di altissimo livello che sappiamo fare, oltre il fatto che noi dobbiamo dare lavoro alle nostre imprese, non alle imprese che ci colonializzano, scusate, da fuori. Secondo punto, questo gruppo di persone di altissima competenza è parte di una costola di un livello nazionale col quale è stato fatto un patto siglato per cui quando andremo a governare, se voi vi unirete e ci manderete e manderete questa squadra a governare, un patto per cui la Sicilia
e l'Italia se la vedranno alla pari, così come deve essere. E però è fondamentale sapere una cosa. Lo ha detto prima il professore Galloni, lo ha detto il mio maestro De Santis, lo ha detto Busalacchi, lo ha detto Erasmo, lo hanno detto tutti. Quest'Italia del secondo dopoguerra, per i primi quasi 40 anni, non ce lo dicono, ma è l'Italia che è cresciuta in maniera esponenziale partendo una delle peggiori, una delle nazioni più disastrate, ed è diventata un'Italia ricchissima dove il gap fra nord e sud si è ridotto in misura sensibile, nonostante sappiamo che ci colonializzano, mannaggia, che ci stanno colonializzando, grazie, scusate, da ben 160 anni. Bene, noi dopo che quest'Italia è diventata importante, con il classico colpo di Stato che ha detto prima Nino Galloni dell'81, hanno tolto all'Italia il potere che ha uno Stato, e cioè sovranità monetaria. Quando uno Stato non ha sovranità monetaria, adesso ci hanno tolto anche la sovranità popolare, ci hanno tolto la sovranità normativa, perché andiamo a firmare trattati con l'Europa limitando la nostra sovranità. Ma quando si toglie ad uno Stato la sovranità monetaria, cioè la possibilità di stampare tutta la moneta che serve per dare lavoro, e per dare lavoro dignitoso, così come dice la Costituzione, ad ogni singolo cittadino, ovviamente hanno tolto le ali ad uno Stato. Quindi sul livello nazionale è fondamentale che si riacquisisca sovranità monetaria, è la sovranità che uno Stato deve avere. Che si ritorni ad esercitare, assolutamente, non è difficile, assolutamente. Tutto questo che sto dicendo, certo, tutto questo che sto dicendo è utopia. E sognare. Allora, io so, come sapete ognuno di voi, che la storia ci insegna che quando il popolo prende consapevolezza del fatto che ci stanno fregando, e questo credo che gran parte del popolo ormai ce lo ha chiaro, riesce a fare unità e ad integrarsi, a costituire un unico elemento di forza, beh, allora anche i re hanno avuto la testa mozzata. E allora io concludo dicendo che insieme, per il bene, per il futuro nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti, abbiamo il sacrosanto dovere di unirci, diventare una forza di popolo inarrestabile e pretendere che si attuino questi elementi fondanti per una politica che ci riporti ad avere dignità. Finisco dicendo che la politica, la democrazia ha un costo. Il costo vero della democrazia sapete qual è? Il fatto che ogni cittadino se ne occupi in maniera seria, che pretenda da ogni politico, da ogni gruppo qual è il programma e l'applicazione del programma. Deve avere la pazienza di lavorare costantemente per controllare ciò che viene promesso. E allora io auspico che questo sia il momento della svolta profonda che questa Italia, che questa Sicilia ha conosciuto nel passato e che deve di nuovo avere. Quindi auguro buona politica a tutti, grazie. Grazie a Garaffa. Sono due interventi, c'è a Tenasi, prego, e poi il dottor Pulvirenti, e poi perfetto, c'è un altro intervento, prego. Buonasera, io vengo da Geraci Siculo, che è un paese del Parco delle Madonie, non so chi lo conosce, il paese dell'acqua Geraci. Mi chiamo Pietro Attinasi, ho fatto il dirigente scolastico sino al 31 agosto dell'anno scorso.
dirigevo una scuola superiore nelle Alte Madonie con 4 paesi, cioè con 4 istituti diversi in 4 comuni diversi. Ho diciamo, gestito in diretta tutta la contrazione della spesa pubblica da 20 anni a questa parte. Vi faccio un esempio: prima le casse scolastiche guadagnavano 3.000 euro la mia, tenendo i soldi in banca. Quando è arrivato Monti, all'improvviso le banche hanno voluto 3.000 euro per farci la contabilità. Cioè questa è la misura di quello che è successo, cosa che abbiamo vissuto. Ma, oltre a fare il professore prima, ho regalato a mia figlia una casa editrice. Mia figlia ha fatto 18 anni, ho chiesto ora che fare, dice mi voglio iscrivere in lettere per fare che cosa? Domanda mia, la professoressa: no, voglio lavorare in una casa editrice. Siccome le case editrici erano tutte al nord, il papà dice: minchia, chi sta se ne va? E allora dice: che fa? La facciamo? Ma perché si può fare? Si può fare. Quindi disperatamente, in un paesino dove io siamo a 1100 metri dallo studio nostro, si vede l'Etna da una parte e 2 delle isole Odia, Aliculi e Fiticuli dall'altra, in mezzo alle campane delle mucche, delle pecore, cioè nella Sicilia più interna, quella più abbandonata, c'è sempre la possibilità di fare. Ed è quella, diciamo, questa esperienza l'ho voluto dire non per vantare, ma semplicemente per dire che ecco, si può fare, si può ricostruire l'autonomismo siciliano nonostante Raffaele Lombardo, perché dobbiamo dirle le cose. E quando andremo in giro probabilmente molti ci diranno, dice: ma l'abbiamo già avuta questa bella esperienza, ci fu l'MPA, e quindi qui dice, vabbè, però ci fu l'MPA, sappiamo che ci sono gli Ascari. Aveva un giocattolo in mano questo signore più grande di lui, nonostante gli è stato proposto mette assieme tutto il sud. All'epoca c'era Bassolina, insomma, tu sei il leader di tutto il Mezzogiorno d'Italia, possiamo prenderci l'Italia perché era nostra prima, caro Nino. Tutto quello che c'è in giro era il regno di Sicilia che arrivava a tutto ban, anche in Tunisia, e comandavamo noi. Io sono della contea di Gerace, ma qua c'era la contea di Modica, insomma, quindi riprendiamoci quello che è nostro, quello che è nostro. Ieri sera abbiamo presentato un libro a Campofelice di Roccella. C'era un deputato regionale che è venuto attratto dal tema, il libro è intitolato Segnare la differenza, la politica e bisogno civico, di una professoressa di filosofia di Castelbuono. È venuto là, dopo che ha sentito tutta la discussione, si è seduto e ha detto che oggi dire io sono un politico è una cosa di cui ci si deve vergognare. Lui prendeva atto di questo. Allora dobbiamo essere coscienti che ci si potrebbe anche vergognare, ma non noi, perché noi, insomma, abbiamo per lo più spinto perché le cose fossero diverse, quindi altri si devono vergognare e li dovremo fare vergognare. Credo che la forza nostra è quella di riuscire a parlare diciamo, siamo forti quando abbiamo la possibilità di parlare con le persone. È difficile perché oggi i salotti televisivi non sono alla nostra portata. Io vorrei che facessimo tanti dibattiti in cui invitare gli altri, quindi dei convegni in cui noi facciamo parlare tutti, Forza Italia o Partito Democratico, tutti, destra, sinistra, e poi avere pure la possibilità di parlare noi. Non ci sarebbe storia. Cioè, se le persone in una trasmissione televisiva sentono prima il solito bla 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 e poi sentono noi, e credo che veramente non ci sarà, però non ci fanno parlare, e allora questo è l'unico handicap che abbiamo. Però c'è una cosa che non costa nulla, che sono i social.
usati bene, con i post a ripetizione, quindi con il passaparola, sicuramente molte cose le possiamo fare. Penso che dobbiamo ringraziare Erasmo Vecchio, Beppe De Santis, che io ho seguito un po' le ore, hanno non faticato, ma hanno messo tutta la loro pazienza nel cercare di convincersi prima tra di loro e poi socializzare a tutti noi questo messaggio nuovo, che è quello di riprendere nonostante quello che abbiamo detto. Il presidente candidato Busalacchi dice: ma è partito prima senza dirlo a nessuno. La storia è fatta, alcune volte non si può aspettare che ci sia il consenso preventivo di tutti, alcune volte bisogna pure partire. Lui si è messo a tirare questa carretta, ma devo dire che ha messo la sua anima, la sua pazienza, e poi la porta è stata aperta a tutti. Lui è stato semplicemente vigile sulla qualità delle persone che si metteva a casa in via Archimede numero 161. Se siamo stati, diciamo così, graziosamente accreditati da lui, vuol dire che siamo bravi anche noi, e di questo insomma. E poi c'è la dimensione nazionale. Il professore Gallone non è Baccei, mandato per portarsi via i soldi, ci sta dicendo come fare i soldi. E quando ci diranno ma i soldi non su, lo sappiamo. Se tu vuoi passare proprio capricci, pagaci un biglietto d'aereo a Nino Gallone e tu spiega pure a domicilio. Vi ringrazio. Grazie Antonio Pulvirenti. Poi è arrivato Massimiliano Musso, quindi inviterei poi lui. Siccome molti hanno citato spesso la parola Ascari, gli Ascari erano i soldati eritrei nell'Africa orientale, inquadrati come componenti regolari delle forze italiane coloniali in Africa, quindi è esattamente inquadrato questo concetto. Antonio. Sarò brevissimo, ringrazio il professore Gallone, esaustivo, straordinario l'analisi che ha fatto il presidente Busalacchi. Anche il presidente della regione, correggetemi, può andare nel Consiglio dei Ministri. Ecco, per puntualizzarlo un pochino, per quale valore può avere. L'entusiasmo che mi ha trasmesso Beppe De Santis mi porta da sicilianista puro, di prima ora, a venire qua. Amico fraterno di Attilio Castrogiovanni, mio nonno Bruno, presidente del MIS, l'amica Lilli Gallo, figlia di Concetto Gallo, una biblioteca piena di quella tradizione siciliana di prima ora. Per anni ho vissuto nel silenzio vedendo queste bandierine sicilianiste che un attento collezionista gli farebbe gola. Anche allora tutti separati, tutti divisi, sempre. E il mio travaglio di oggi, grazie a questo entusiasmo di questo tavolo, mi porta ad un travaglio. Non dico a criticare chi parla ancora di un fronte unitario siciliano. Cosa dobbiamo dire ai nostri figli siciliani? Come dobbiamo votare Remo? Come glielo dobbiamo dire? Ti ripeto a pappagallo la lezione del professore Galloni? E chi ci capisce niente? Qual è il linguaggio che devo comunicare a sti ragazzi che votano, professor Galloni, per moda Movimento 5 Stelle? Mi sono battezzato
la cicala che canta sotto alberi secolari ai grilli che ci ascoltano. E qualcuno anche l'ha scritto. Cantiamo come cicale ai grilli che protestano, ma che non ho mai sentito qui parlare di problemi siciliani come Busalacchi, De Santis, lo stesso Galloni ed Erasmo Vecchio fanno. Il travaglio l'ho subito e mi dicono: attento caro dottore Antonio Ferdinando Pulvirenti. Perché Ferdinando? Perché mi attaccano. Gli sembravo che ero figlio del Malpassoto. Per 2 volte, una volta a Palermo e una volta a Roma. Scendevo dalle scale dell'aereo per andare a fare un convegno di chirurgia e 2 belli imbusti mi presero sotto braccio e mi portarono documenti per poi dire: ci scusi. E allora il magistrato mi disse: metta il secondo nome se ce l'ha. Così mi salvai da questo punto di vista. Il travaglio c'è stato, l'incoraggiamento di Beppe De Santis e del caro Busalacchi, sì, ma non ho saputo rispondere quando mi hanno detto: dottore Pulvirenti, ma Nino Galloni che ci fa nel vostro gruppo? Un movimento sicilianista col professore Galloni. E come mai? La cronaca ne parla. Perché un economista così di primo piano internazionale viene in questo piccolo gruppo di noi siciliani, grazie ad Erasmo Vecchio, che nell'allora 96 ebbe un grande successo, ma che oggi è un concetto virtuale. Noi siciliani. E il professore Galloni viene qua. Il mio travaglio continua. Le dinamiche delle politiche non possono essere imbalsamate con le bandierine sicilianiste. Cosa devo dire ancora? E ancora il fronte unico. Quando noi giochiamo sotto i tavoli e sopra i tavoli chi c'è? Un Renzi e un Berlusconi che sono loro pupi di un puparo che nemmeno loro conoscono. Immaginiamoci noi sotto il tavolo. Si apre una breccia grazie a Beppe De Santis. Sicilia libera e sovrana. Come il dottore Pulvirenti, amico di Castrogiovanni, di Gallo, di Duca Carcaci e di altri, se ne va e sposa un concetto nuovo, interessante, nella dinamica intellettuale, nella rabbia che abbiamo nel vedere i mobbizzati della sanità, i mobbizzati del Dipartimento d'amministrazione, gente che viene chiamata da direttori generali e dire: mi serve il tuo posto, te ne devi andare via da qua. Quanti esempi si possono portare? Ma la novità qual è? Ci voglio andare con convinzione da siciliano. Vedete, non vi parlo di autonomia o di statuto speciale. Ne sono stufo. Ne sono stufo. Leggete la storia di Sicilia che solo Santi Correnti creò come professore di storia, famoso storico, creò praticamente questa nella facoltà, diciamo, questa materia di storia della Sicilia. Storia della Sicilia. Ma non ci dobbiamo fermare, caro professore Galloni, alla storia della Sicilia. Dobbiamo andare a fare un passo avanti con coraggio. E voi che siete qua, professor Galloni, mi avete dato coraggio, e grazie a Beppe De Santis. Coraggio cosa vuol dire? Sposo un concetto per la prima volta di sicilianità libera e sovrana, una confederazione, Beppe, nazionale, che viene qui per la prima volta in un modo centrifugo dalla nazione, dal centro, verso la Sicilia. Mai mai. Quindi una primogenitura, voglio andare a dire, sì, primogenitura, da siciliano puro. E andrò a dirlo a Chianciano. Voglio la cassa di risonanza di questo movimento di confederazione nazionale. Voglio che vi facciate sentire, perché la primogenitura figlia vostra, grazie a Beppe De Santis,
si esprimerà in Sicilia per la prima volta in una competizione elettorale ed è figlia vostra e voi in un modo centrifugo dovete sostenermi. E ho concluso con una storia facile. Non c'è una sola verità, ma tante piccole verità dentro una grande falsità. Grazie Massimiliano Musso. E poi se non ci sono altri interventi andiamo a chiudere. Scusate il ritardo, dovevamo fare soltanto 120 km, sembra che ne abbiamo fatti 120.000. Gela, Siracusa, in buona sostanza ci siamo ritrovati con un... Sì, poi tra l'altro ieri avete visto, no? Illeso, sono uscito, ho demolito una macchina, ho avuto un brutto sinistro, sono uscito illeso, diciamo, dalla macchina, rottamata ovviamente, diciamo die hard, dura a morire, ecco. Io conosco, voglio fare, diciamo, gli onori di casa, anche se non sono propriamente a casa mia, ma voglio fare gli onori di casa al professore Galloni, che ho, diciamo, il piacere di seguire ormai da molti anni, di cui condivido il pensiero, anzi mi nutro continuamente di lui e altri autori. Ho avuto occasione di incontrarlo a Roma, ricorderà, in occasione di un congresso di Alternativa per l'Italia, posi esattamente la questione, diciamo, dal punto di vista del siciliano sull'attuazione della Costituzione. Cioè, nell'ambito dell'attuazione di un quadro costituzionale rivendicavo l'attuazione piena e integrale dell'autonomia siciliana. Ci fu un applauso, diciamo, anche abbastanza convinto e soprattutto quella mia mozione fu inserita all'interno degli atti di lavoro di Alternativa per l'Italia, che poi si è persa traccia, insomma, di questa esperienza politica, ma mi colpì molto l'intervento appunto del professore Galloni, il quale a un certo punto diciamo in modo duro dice: però è anche vero che basta con questi siciliani che non si impegnano, non si sbracciano, diciamo, i cambiamenti si devono conquistare, i cambiamenti quindi vanno perseguiti attraverso la dura battaglia politica, non soltanto la testimonianza, ma rimboccarsi le maniche e fare picchetti, manifestazioni, liste elettorali, vincere le elezioni, andare ai governi, andare nelle rappresentanze vere e proprie. E per me quella fu, diciamo, un'ulteriore conferma di una persona che alla teoria accompagna un elemento assolutamente pratico, pragmatico della vita, che ci vuole. Ebbene, oggi, caro professore Galloni, siamo qui un gruppo di persone che ritengono che la sua elaborazione teorica, quindi la sua teoria economica, non solo è valida, ma deve essere anche sperimentata. Quindi noi concretamente, come attori politici, le diamo la possibilità di sperimentare se la sua teoria economica è vera. Perché, diciamo, il cruccio dei teorici è: ma la teoria logicamente tiene, ma poi concretamente riusciremo a farlo? Ebbene, noi siamo per una Sicilia libera e sovrana, e diventa libera e sovrana attraverso l'attuazione concreta di teorie economiche che abbiamo, grazie al professore Galloni, poi grazie anche ad altri economisti. Quindi io mi ero preparato l'intervento, sai, di un'altra natura, però purtroppo 120.000 chilometri sul groppone sono un po' pesanti, quindi mi limito soltanto a riconoscere pubblicamente, perché io ci tengo quando ho dei maestri, perché tante volte abbiamo dei maestri ma non li conosciamo. Uno dei miei maestri può essere, non lo so, Joseph Stiglitz, ma non lo conosco, non l'ho mai incontrato. Oppure Amartya Sen, un premio Nobel per l'economia indiano. Ho fatto una tesi di laurea su, diciamo, proprio questi autori, ma non li conosco. Ma ora che ho la possibilità di conoscerlo, consentitemi quindi di andargli a stringere la mano davanti a tutti. Grazie. Adesso Antonello Petrotto, prego. Sì, Salvatore. Scusate per se, come diceva Massimiliano Musso poco fa, cioè siamo arrivati, diciamo, ce l'abbiamo fatta, ecco. La Sicilia è questa, non è una storia semplice, una storia semplice è un romanzo di un mio concittadino, Leonardo Sciascia, che la sapeva lunga già negli anni '80,
ma non aveva prefigurato forse ciò che doveva accadere poi negli anni 2000, insomma, perché al peggio non c'è mai fine. Io venendo qua ci siamo collegati con la diretta e sentivamo i vostri interventi, quindi abbiamo partecipato. E mi ha colpito, devo dire, un intervento del professore Gallone, essendo io un dipendente pubblico, sono un insegnante, un docente di italiano e storia, e si diceva, se non sbaglio, chiedo conferma, che i dipendenti pubblici in Italia sono 3 milioni, mentre in Inghilterra o in Francia sono il doppio, a parità di popolazione. Ebbene, come si fa a smontare queste falsità a livello nazionale? Perché il problema di fondo, no, è che si è detto sempre che gli italiani e i siciliani, in modo particolare, siamo degli accattoni, degli assistiti, siamo nella peggiore delle ipotesi anche dei delinquenti e dei mafiosi. Ha torto o ha ragione, attenzione, perché poi di mafia si parla sempre di mafia, ma mi è capitato a me una causa, ecco, ho cercato di denunciare degli eventi, diciamo, particolari che riguardavano quando facevo il sindaco di Racalmuto, il sindaco, insomma, del paese di Ciacia, quindi avevo questa disgrazia, insomma, perché c'era qualche maresciallo dei carabinieri che si sentiva il capitano Belloti del giornale Civetta e ha fatto quello che, insomma, poi l'abbiamo smontato col tempo e mi è capitato, insomma, di avere a che fare con un magistrato, unico caso della storia, è un pubblico ministero. Vi racconto brevemente, questo è un aneddoto. C'era un magistrato che mi ha inquisito perché io ho denunciato per mafia alcune persone, portando persino l'ex presidente della commissione antimafia in udienza, che era Roberto Centaro, che credo che sia di queste parti. Me lo sono portato in udienza per dimostrare che nella relazione antimafia da lui firmata c'era scritto che quell'appalto aveva comportato cosa? La scomparsa per l'opera bianca del capo dell'ufficio tecnico del mio comune e un tecnico comune e un tecnico esterno che faceva subappalti con ambienti mafiosi, con ditte mafiose. Detto questo, ho aggiunto altre cose, altre truffe che aveva commesso questo signore. Ebbene, avendo dimostrato tutto ciò, unico caso credo nella storia della giustizia siciliana, in questo caso non so se è italiana, il pubblico ministero, che era una ragazza che fresca aveva vinto il concorso in eravamo davanti al giudice monocratico ed era un giudice onorario, il pubblico ministero ha chiesto la mia assoluzione, perché questo signore mi aveva pure querelato, perché io avevo dimostrato, ha chiesto la mia assoluzione, quindi la pubblica accusa, dicendoci se per esempio si chiede di condannare Petrotto, è come dire che bisogna condannare anche Leonardo Ciacia per aver scritto il giornale Civetto e i suoi romanzi. Dice, la stessa cosa. Il giudice mi ha condannato invece, cioè per diffamazione, perché non si può parlare male di chi è realmente mafioso, perché i professionisti dell'antimafia, ecco perché dicevo l'impostura qual è, i cosiddetti professionisti dell'antimafia, esatto, ora che cosa hanno fatto? L'operazione semplice, che è un'operazione che vi preannuncio, roba diciamo che succederà credo nel mese di settembre-ottobre, vi preannuncio che ci saranno dei risvolti. Nessuno ha posto l'accento su una dichiarazione fatta dal giudice Sergio Lari, procuratore generale di Caltanissetta, il quale nel giornale New Yorker e in un giornale italiano, insomma anche sul Fatto Quotidiano che è venuto fuori la notizia, ma una breve, ha detto, dice, ho più paura adesso di quando, per sintetizzare, di quando combattevo Totorina o Provenzano. Perché ho più paura adesso? Perché mi sono messo contro 5 miei colleghi, cioè il giudice Saguto, Silvana Saguto, si è messo, cioè che gestiscono 30 miliardi di euro di beni. Signori miei, il problema dei fondi in Sicilia, 30 milioni di euro sottratti alle aziende, gestiti nei modi che sappiamo, che ha dimostrato, cioè, egregiamente, che lui e la procura di Caltanissetta, anche se con notevole ritardo, che sono gestiti, diciamo così, in malo modo, per non dire altro. Ci siamo? Perché c'era poi il giudice Virga, che era componente del CSM, giudice Virga che era connivente e complice perché il figlio, poi il marito della Saguto, poi il cappellano, tutte le cose che sappiamo. Detto questo, tiriamo fuori, andiamo ai giudici, quelli invece che sono famosi, quelli della trattativa. Vittorio Teresi, il fratello di Vittorio Teresi, un bravissimo giornalista, Giampiero Casagna di Caltanissetta, ha messo in evidenza che il fratello gestiva, diciamo, dei beni confiscati alla mafia in malo modo, voleva costruire il palazzo della legalità a Caltanissetta.
Sapete che cos'è il Palazzo della Legalità? Dovevano vendere per il triplo degli appartamenti, il triplo del valore di quanto valgono gli appartamenti a Caltanissetta, di quanto vengono stimati, per fare un'operazione speculativa, il cui regista era il fratello di Vittorio Teresi. Vi dico cose strane, non so se vi è capitato di vedere il servizio delle Iene. Non vi è capitato? Il Palazzo della Legalità, perché quella era la zona franca della legalità a Caltanissetta. Ma zona franca della legalità che significa? Che la legalità lì non la trovava nessuna casa, non trovava ospitalità, perché aveva, diciamo, questa legalità, suo portabandiera, il paladino per eccellenza, Antonello Montante, che a breve non so sarà processato o quant'altro, che è il presidente di Confindustria Sicilia. Che cosa voglio dire con questo? Non voglio fare qua il giustizialista. Io dico, l'economia siciliana è stata violentata da soggetti che hanno gestito i beni confiscati alla mafia, a torto o a ragione, perché sono stati pure restituiti poi alcuni beni. Attenzione, parlo della vicenda di Zummo a Palermo, per esempio, che prima gliel'hanno sequestrato, poi dovevano restituirli, ma siccome avevano fatto questo cattivo investimento della legalità e avevano investito i soldi di Zummo, e anzi avevano contratto un prestito di 10 milioni di euro per pagarsi le parcelle, compresa quella del fratello di Vittorio Teresi, dell'architetto Teresi, ebbene alla fine a Zummo restituiranno un palazzo in costruzione, i debiti, perché hanno contratto i debiti, uno scheletro, cioè, e dei debiti che hanno contratto anche con coloro i quali hanno firmato le caparre e questo lo sapete, non so se qualcuno ha visto il servizio lei. Dico, il problema di fondo qual è? Aggiungo, metto, diciamo, altra carne al fuoco. Vogliamo risollevare l'economia siciliana? Dobbiamo partire da lì, da questa vicenda dei beni confiscati, dalle vicende relative alla gestione della giustizia in Sicilia, che è stata fin troppo connivente, e grazie ad alcuni magistrati questo giochetto è stato finalmente scoperto, con certi ambienti, amministratore giudiziario, tutta una serie di soggetti che hanno distrutto l'intera economia e una miriade di aziende siciliane. Andiamo ad incontrare tutti questi titolari di aziende che hanno patito le conseguenze di questa mannaia giustizialista, quella sì, in senso negativo, perché è stata quell'antimafia di professione capitanata da questo signore che si chiama Antonello Montante, il quale ha dato una miriade di incarichi, porti, aeroporti, ferrovie, camere di commercio commissariate, aree industriali. Tutte le nomine fatte da Crocetta in questi anni sono andate in quella direzione, cioè quella di creare, di ricondurre il molteplice, cioè tutte le aziende, tutte le aree industriali, tutte le camere di commercio, ricondurre il molteplice all'uno. E chi era quest'uno? Antonello Montante da Serra di Falco, un paese confinante col mio. Cioè, che significa questo? Significa che quando cerchiamo i capi, ora sta alla procura del Tribunale di Caltanissetta, capire perché, diciamo, cerchiamo questi soggetti. Questo è quel signore che ha fatto sciogliere il mio comune, l'ha scritto nel Sole 24 Ore, ha dichiarato a marzo del 2012 che alcuni giornalisti lo hanno chiamato per fare sciogliere il comune, e lui subito si è precipitato perché avevo denunciato il malaffare da 800 milioni di euro l'anno che si consuma all'interno, diciamo, della regione per quanto attiene la gestione del ciclo dei rifiuti, e avevo denunziato anche gli scandali relativi alla gestione dei servizi idrici. 2 mesi prima, 2 mesi dopo mi arriva un avviso per concorso esterno all'associazione mafiosa, tutto viene archiviato, mi fanno fuori da sindaco, però ne hanno punito uno per educarne 100 e nessun altro poi si è permesso di fare questa battaglia. Oggi leggo Giornale della Sicilia, Rai 3 Regioni, tutti parlano delle discariche, no? Discariche private e degli incendi dei pianti per la raccolta differenziata che sono da collegare con la gestione o la mala gestione delle discariche private. E chiudo, io sono qua per testimoniare queste cose, perché l'economia siciliana è stata distrutta dalle tasse per i servizi locali che sono state decuplicate, acqua, rifiuti e quant'altro, dalla mannaia perché la mala giustizia o le confische non è che provocano solo il danno, diciamo, relativo alle aziende che vengono confiscate, nessun altro poi, diciamo, si mette a rischio la propria libertà e i propri averi ed investe in Sicilia se sa che finisce così male, perché nella migliore delle ipotesi si perde tutto quanto si ha, nella peggiore delle ipotesi si perde anche la libertà. Grazie. Grazie. Prima di... No, resti qui che c'era prima un intervento
Vedo la dottoressa che ha un bellissimo nome, Valentina Valente, insomma, no, prego. Allora, io mi chiamo Valentina Valenti, oggi si può dire, siccome si può utilizzare anche il secondo cognome, sono onorata di dire che sono anche d'Amico. Perché? Perché sono figlia di 2 siciliani, un messinese e una siracusana, quindi Rosolini. E il nonno d'Amico è stato uno dei 7 architetti che ha ricostruito Messina, quindi nel DNA c'è qualcosa. Grazie, professor Galloni. Suo papà, quando io ebbi l'incidente, perché ho avuto un incidente a 18 anni a scuola, facendo una capriola, l'insegnante non mi accompagnava, sono rimasta tetraplegica, cioè ho problematiche legate a tutte le funzioni organiche, eppure, come dice lei, i più deboli possono aiutare, ma debbono essere aiutati. Io non voglio stare a raccontare tutto il mio percorso, perché sono 20 anni. Nel 1997 abbiamo fatto un'associazione che portava il mio nome, ma non per protagonismo, perché Valentina rappresenta tutte quelle Valentine abbandonate che non hanno la possibilità di parlare. Mi sono laureata in giurisprudenza, ricordo che quando il mio professore di economia mi chiese la moneta, la prima cosa che io gli dissi: professore, perché il signoraggio ci porta ad avere questo debito pubblico e non si crea qualcosa invece che può andare oltre? Quindi se cominciamo ad acculturare, e questa associazione portava questo nome, Movimento di Rivoluzione Culturale Giovanile 1997. Si è cominciato tutto quel percorso, abbiamo preso tanti voti, abbiamo fatto la campagna elettorale con Casini, con Raffaele Lombardo, col Movimento per l'Autonomia. Non è necessario che venga Salvini e Giorgia Meloni a dirci quello che noi dobbiamo fare da siciliani. Lo abbiamo già fatto noi per 20 anni. Il professor Busalacchi, dico anche lui professore, io prima di venire mi sono letta tutta la sua storia, bene, il 7 di giugno da sola sono riuscita a farmi ricevere dal presidente Mattarella e so che nel suo percorso lavorativo c'è stato questo impegno dal 72, quindi lei ha vissuto tutta quella che era la procedura regionale. Io ricordo quando ho cominciato che c'era il dottor Falcone, che era il direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti. Bene, lui mi disse: parti dalla Sicilia, Valentina, tu che sei siciliana, e proponi una legge per i più gravi. Nel 1998 abbiamo presentato un disegno di legge con la firma della nostra onorevole siracusana, Prestigiacomo, proprio per il riconoscimento dei più gravi, cioè di coloro che non si possono autogestire e che hanno le funzioni vitali primarie bloccate, ma una super invalidità, senza toccare tutto quello che è il marasma della disabilità. Ho cercato di fare capire che dietro una persona disabile ci sono tantissime persone che possono lavorare, professionalità. Bene, tutta la materia è stata presa politicamente, perché Valentina è stata usata, ma non ha importanza, perché è passato il messaggio. E oggi ho trovato il partito, ma neanche il partito, la rivoluzione culturale che deve partire dalla Sicilia. Perché c'è un'altra cosa che dobbiamo dire: politicamente la Sicilia ha creato politici che ci hanno distrutto, però forse questa iniziativa, e non mi voglio dilungare, può essere l'inizio, come sempre. Dalla Sicilia parte una rivoluzione culturale. Bene, si propone in Sicilia e poi si può realizzare anche a Roma. Ci siamo noi che vi sosteniamo. Grazie. Grazie. L'ultimo intervento c'è in onore di una persona che ha il cognome siciliano, quindi vado a fare una domanda. Buonasera a tutti. Più che altro volevo fare anche una domanda, più che dire cose mie o cose di questo tipo. Allora, siccome io seguo un po'... Sì, scusate. Allora, io mi interesso non mi sono mai interessato di politica, se non negli ultimi anni, seguendo insomma un po' quello che sanno tutti, quello che succede, eccetera. Allora, io ho partecipato anche a diverse manifestazioni per lo statuto, eccetera, in questi anni precedenti. Ora, siccome a difesa, della costituiti diversi movimenti, no? Più o meno simili, e ci sono stati anche scontri, io ho polemizzato su certe convinzioni che mi sono fatto, studiando anche, cercando di studiare, il professor Galloni lo vedo sempre nei video, dappertutto. Mi ricordo che ero anche
tanti anni fa a Rimini, quando c'è stato quella cosa con Barnard, esatto, è venuto lei, insomma, e da un po' di anni seguo tutte queste cose. Sì, non mi poi dopo ho continuato a seguire i blog di Bagnai, anche i blog di giuristi su tutte queste vicende europee, eccetera. Falla semplice, allora, siccome a livello di questi piccoli movimenti un po' siciliani si parla tanto della difesa dello statuto, e però ora è venuta fuori, diciamo, un'iniziativa per cui si parla, io non voglio parlare di quali partiti eccetera, però si è parlato anche qui, si propone praticamente di fare della Sicilia una zona economica speciale, e questa cosa per mie informazioni, insomma, poi voglio chiedere meglio, non mi sembra che sia, intanto non mi sembra che sia l'opposto della difesa dello statuto, perché questa zona economica speciale, così come viene proposta, si parla di riforma dello stato giuridico della regione, riforma strutturale dello stato giuridico della regione, per cui praticamente si cancella lo statuto, per come la capisco io di questa cosa. Quindi intanto lo statuto non c'entra più niente, e poi appunto questa zona economica speciale, anche rispetto a quello che è stato detto, mi sembra anche qua da professor Galloni, cioè il fatto di come è combinata l'Europa, che i paesi più forti danneggiano quelli più piccoli, che per esempio l'ingresso delle merci straniere o il discorso dell'apertura completa dei paesi poveri, diciamo, al flusso dei capitali, insomma tutte queste cose qua. Insomma, in generale, anche leggendo proprio il progetto, in cui addirittura si parla per la Sicilia, non solo il discorso della zona franca, ma si parla di questa riforma strutturale, che il diritto al lavoro, per esempio, non si applica più in Sicilia secondo la legislazione. Allora, questo tipo di separatismo, vorrei capire bene dove va a parare, insomma, perché poi dobbiamo valutare se questa cosa è una rivoluzione che funziona, oppure cioè, stiamo parlando di qualcosa che è proprio fuori. Cioè, io sarei anche d'accordo col fatto che la Sicilia diventi pure uno Stato indipendente, però dobbiamo capire bene, cioè, di cosa parliamo, di confondere nei trattati europei senza nessuna difesa, cioè, questo è il punto anche un po' secondo me da valutare. Va bene, grazie. No, forse per il dottor Galloni, prego. Due parole. Allora, se ho capito la domanda, non l'ultima parte che è un altro discorso, ma all'inizio, qui si parla di una specie di zona franca, no? Che è una scorciatoia per aiutare un territorio in modo che con meno tasse e dintorni attira capitale straniero, ma dietro c'è sempre questo grande equivoco che la questione fondamentale sia attirare capitale straniero. No, perché il capitale non è più un fattore produttivo, l'unico fattore produttivo è il lavoro, l'unico fattore produttivo siamo noi. Il capitale, come lo stampano le banche centrali, come lo creano le banche ordinarie, come lo possiamo creare noi, pensate che il miracolo economico fu fatto con le cambiali, mica con le lire, non è un problema. Il problema è valorizzare noi stessi, e non basta essere degli scaltri commercianti per valorizzare, bisogna anche venderli i prodotti, ma bisogna anche creare condizioni per produrli e poi certo bisogna anche valorizzarli. Poi ovviamente questa proposta può essere classico specchietto delle allodole per togliere di mezzo lo statuto autonomo, è ovvio, no? che l'obiettivo sia quello, ti danno la carota e in effetti poi dietro c'è la bastonata, e quindi su questo eccetera. Per quanto riguarda l'indipendentismo assoluto e quindi il recupero di sovranità, quello ti darebbe anche la possibilità di emettere, di stampare la tua moneta. Oggi non c'è quello perché non hai sovranità monetaria, ma hai quell'autonomia che tutti i soggetti hanno, perché non ci dimentichiamo che ci sono vari gradi mentre la sovranità è una cosa assoluta, l'autonomia ci sono vari gradi. Nel caso della regione siciliana è quella che è scritto nello statuto, ma per esempio una persona ha un grado di autonomia che dipende anche
dall'inquadramento gerarchico nel quale si trova, ma non è che perché uno sta nell'esercito o nell'amministrazione o nell'impresa e quindi è subordinato gerarchicamente al superiore o all'imprenditore eccetera non abbia autonomia. Tutti abbiamo autonomia, comunque bisogna vedere quanta, come eccetera. Il discorso dell'indipendentismo ovviamente è un discorso molto più complesso, perché poi bisogna valutare, come di tutte le cose, i pro e i contro. Io personalmente sono per, sia a livello europeo sia a livello nazionale, il raggiungimento di una seria forma confederativa in cui ci sia la possibilità di valorizzare il locale, valorizzare il nazionale e nello stesso tempo che ciò avvenga col rispetto reciproco fra tutti i paesi, fra tutte le realtà e via dicendo. Ecco questo. Si vuole sedere? Aspetta. Aspetta, l'ha presa. Lei si chiama? Cesare. Beppe, il dottor Cesare D'Amico, prego. Buonasera, sono D'Amico Cesare, io vi ringrazio il Lino Tardi che ha permesso la riunione di questa serata. Per la prima volta ho sentito il nome del dottore Busalà, che poi nella storia so che è un grande burocrate della regione siciliana, e se lo è stato lo è ancora, ma lo è ancora per poco, non lo so, diciamo. Però io voglio approfittare di questo. Stasera, guardando questo simbolo, ho raffigurato all'interno di quelle mani ci fosse la Trinacria. Anzi, c'è la Trinacria. Il dottore Politirenti, che mi ha preceduto dicendo che è stato nel MIS, io a 12 anni già portavo la fascia di colore giallo e rossa diciamo nella portava la fascia, diciamo, al braccio del movimento sociale separatista, e questa, diciamo, è una cosa bellissima, perché significa che facciamo una vera rivoluzione, facciamo i Vespri siciliani questa volta per conquistare la Sicilia e l'Italia. Però devo fare una critica. E lo statuto siciliano è il meglio che ci possa essere, diciamo, dal punto di vista legislativo. Però voglio dire, professore, ma cosa hanno fatto i padri dello statuto, i signori Alessi, la Loggia? Si sono venduti a Roma e hanno tradito la Sicilia. Io non vorrei che si continuasse in questa storia, che noi siciliani dobbiamo essere i traditori di noi stessi. E poi è bravo, è così, e dobbiamo smetterla di fare questa storia. Poi c'è un altro discorso, quello che si parlava di riforma della pubblica amministrazione. Io lo so, io avrei fatto una legge con un solo articolo: si abolisce la legge Bassanini, punto, e basta. Si abolisce la legge Bassanini, e a questo punto ridiamo alla politica la decisione e il controllo della gestione pubblica, cosa che in questo momento non c'è, e lei è miei maestri in questo, esatto. E poi purtroppo in questa rivoluzione dobbiamo raggiungere un altro obiettivo, quello di evitare che i signori PM siano i padroni della libertà dei cittadini. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo, dico io, quello che i signori PM non siano i padroni della libertà dei cittadini. Per sentito dire, la giustizia deve fare la giustizia. Mio nonno, che era magistrato, quando doveva fare una condanna, mi diceva la morale di mio padre, che è l'architetto che diceva mia nipote Valentina, e non era architetto, era ingegnere, diciamo. No, so che anche vabbè. Voglio dire, come bisogna che ecco, che quando si deve fare una sentenza
si chiudeva per 7 giorni in casa e si ristudiava il processo da solo, perché aveva paura di sbagliare e condannare un innocente. Questa era la storia, diciamo, quello che mi hanno insegnato i miei. Io appartengo a una famiglia di grandi burocrati, dottore. Mio fratello il più grande è stato direttore generale alla pubblica istruzione, mio fratello Giovanni è stato provveditore degli studi qui a Siracusa e a Catania come supplente. Diciamo, c'è una storia che io nella mia che cerco di ripeto, ringrazio ancora i dilettanti di avermi dato questa possibilità di io le posso dire cose che era da tempo che non lo facevo, che mi impegnerò perché possiamo fare questa rivoluzione culturale e portare la Sicilia, ma non dobbiamo interpretare poi le parole di Tommaso Lampedusa che tutto passa e nulla si rinnova, bisogna rinnovare veramente. Auguri, in bocca al lupo, Presidente. Grazie. Abbiamo finito, mi pare? Allora, ringraziamoci tutti di questa buona e concentrata fatica. Grazie innanzitutto agli amici eroici storici di Siracusa, Elino, Giuseppe, che ai tornanti della storia ci sono sempre, con la loro gentilezza e il loro sorriso. Grazie agli amici e alle amiche che sono venuti da altre parti della Sicilia, da tutte le parti, insomma, ecco qui. Dorso di Mola. Esatto, tutto. All'ultimo anche Lillo che ieri è quasi precipitato, terrorizzato. Troppo basso, che il nostro quadro giovane. I mitici, qui c'è una platea di guerrieri. Qui ci sono padre e figli Prestigiacomo Junior, Senior è un guerriero storico, ma c'è anche il figliolo che io, mi segui, tengo sotto tiro per le fatiche prossime. Credo che Valentina è oggettivamente risultata come la regina morale della nostra riunione per le cose dette, quindi, ok, grazie, ho visto come seguivo con i tuoi occhi bellissimi tutti, l'eterno Santoro, l'eroico, ecco, no, Remo, oggi l'abbiamo invitato a essere leader, non più marketing eroe, di essere direttamente Crispino è ancora qui che non insomma ringraziamo questo antico eroe perché lui ci ha provato con la sua pelle a mettere perfino aerei nostri, i guerrieri del settore logistico. Voi sapete che trasporti, ANAS, insomma, sarà punto centrale dei nostri lavori, quindi l'abbiamo scritto anche negli aggiornamenti degli appunti. Lo scatenato Nino che è bravo sul serio, è gentile, è pragmatico, pensa libero, non sprofessoreggia, dice cose tremende, non so come non l'hanno coppata a Roma. Diceva pure Credo che potevi essere gli amici delle radio e delle televisioni. Spero che possiamo poi vedere, no, i file interi in rete, no? Insomma, spero diciamo questi amici un po' particolare, come sto riflettendo da giorni su Antonio Ferdinando Pulvirenti, in modo che non darre, ecco, che porta la tradizione anche sicilianista storica anche nel suo DNA, ma che, come dire, ha colto con intelligenza cos'è tutta la movimentazione sovranista nel mondo, in Europa, in Italia. Non ci dobbiamo isolare, anzi, tu hai capito la cosa più importante. Sta avvenendo una piccola cosa, che le persone belle d'Europa, d'Italia, che si battono come noi, chiedono a noi di aprire la breccia, quindi abbiamo un po' rovesciato lo schema e andremo a prendere gli applausi, oltre a dargli un po' di coraggio, nella riunione prossima a Chianciano di fine mese. Cioè la squadra si fa via via così, ovviamente alle madri, alle spose, perché senza di loro non esisteremmo, ecco.
io e Erasmo, se non avessimo spose quasi eroiche, saremmo, non lo so, insomma, non potremmo combattere così scanzonate come avessimo sempre 15 anni, no? 13, 12, insomma, ecco, bambini eterni. Oh, grazie molto, un passetto per volta, noi iniziamo una rivoluzione. Ok? Comprate un po' i libri di Nino che sono importanti, chi può la prenda, mi raccomando. Grazie con tutto il cuore a tutti.